Buonasera a tutti e benvenuti su Radio UFOcast, la radio che fa fede al sito www.ufomachine.org. Io mi chiamo Caruso Colzi e stasera presenterò questa puntata dell'11 febbraio 2011, che fra le altre cose è una data speciale anche perché è una data palindroma, non so se ci avevate fatto caso, e infatti la si può leggere in tutti e due i versi, da sinistra a destra e viceversa, cioè 1102 2011. Andiamo avanti. I temi che tratteremo stasera saranno veramente tanti e, come molti dei nostri radioascoltatori già sanno, avremo un ospite illustre in redazione, nonché aspettato da molto tempo su questa radio. Intanto vi comunico che la puntata di stasera la troverete scaricabile gratuitamente domani sul sito 1000 Mics al nome utente UFOcast. Dove potrete trovare anche il modo di postarci i vostri commenti e dove potrete anche fare le vostre domande sia a noi della redazione che all'ospite di stasera. Infatti in redazione abbiamo Michele Valeriani che si occuperà di far trapelare le domande più interessanti e opportune, mi raccomando ragazzi, direttamente in linea, così da interagire al meglio con voi radioascoltatori. E vorrei salutarlo subito. Ci sei Michele? Certo, buonasera Caruso, buonasera Massimo, buonasera anche al professor Corrado Malanga e ai nostri affezionati radioascoltatori che come sanno possono postare le loro domande sulla chat di 1000 Mics e vedremo tempo permettendo di sottoporle al nostro autorevole relatore ed avere le risposte. Bene, vorrei anche dire che in redazione abbiamo alla parte tecnica il webmaster di UFO Machine, Massimo Del Genio. Buonasera Massimo. Ciao Caruso, buonasera a tutti. Ok, adesso detto questo, potrei cominciare col descrivere la puntata di stasera, che prevalentemente sarà un'intervista. Come dicevo prima, abbiamo un ospite prestigioso in linea, che finalmente ci ha dato modo di porgli qualche domanda, ma soprattutto avremo l'opportunità di sapere cose in più di lui, diciamo così, e conoscere quelle parti dell'individuo che spesso nelle conferenze che fa non trapelano per problemi di tempo o per problemi di argomentazione. Cercherò di far uscire la parte più umana di lui, oltre che il lato dello scienziato, e faremo in modo di fare chiarezza di un po' di cosine che di recente sono accadute sul web e che hanno lasciato molti dei nostri radioascoltatori incuriositi su come stiano veramente le cose. Parleremo quindi del suo aspetto più sociopolitico e perché no, anche dell'aspetto più alchemico che lo riguarda. Quindi faremo domande sulle sue volontà, sui fenomeni di insabbiamento, la sua arrabbiatura e delusione. Cercheremo di fare chiarezza su quelle parti di un uomo che sta spesso da solo contro tutti. Chiederò della sete sfrenata della verità e la sua faccia tosta nel comunicarla. Svilupperemo il suo concetto della condivisione nel bene e nel male. Parleremo della sfrontatezza di fronte a un certo tipo di legge e quali sono le motivazioni che lo portano a essere chi è. Come potrete benissimo comprendere fra poco durante questa intervista, si parla di una persona poliedrica, la quale saggezza si approssima verosimilmente ad una biblioteca. Ma voglio cominciare a dare qualche informazione su di lui di carattere ancora un po' generale. Quindi, nasce alla Spezia nel 1951. E per l'esattezza ha compiuto 60 anni il 4 febbraio scorso, gli abbiamo fatto gli auguri qui dalla redazione proprio venerdì. Dal 1983 è ricercatore presso la cattedra di chimica organica del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Pisa. È autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e parallelamente si interessa alle teorie sugli UFO e collabora con il Centro Ufologico Nazionale fino a diventarne responsabile del Comitato Tecnico Scientifico, ma dopo diversi anni lascerà questa organizzazione. Ovvio, di questo ce ne parlerà molto più dettagliatamente lui in seguito durante l'intervista. È da considerare che
La notevole affluenza alle sue conferenze è una testimonianza di un vero e proprio movimento che fa capo appunto a lui e che sembra che sia in crescita. E oggi trova anche uno strumento di coordinamento nel suo sito ufficiale, e cioè www.ufomachine.org, e soprattutto vi ricordo che tutte le sue pubblicazioni sono state messe a disposizione per tutti, scaricabile gratuitamente, e questa la dice lunga su come la pensa sull'informazione. Ancora, andando avanti, è stato columnist di importanti riviste di settore quale UFO Network, Notiziario UFO, Stargate, Stargate Magazine, Dossier Alieni, Area 51, nonché collaboratore di 2 opere enciclopediche sugli UFO. È stato più volte invitato da principali network italiani per dibattere il tema degli alieni, e molti l'avranno visto e ascoltato nelle innumerevoli conferenze, che tra l'altro sono anche quasi tutte visibili su YouTube. Tra le più importanti ricerche effettuate ricordiamo gli studi sulle analisi al suolo di tracce di presunti atterraggi UFO e gli studi sul fenomeno dei cerchi nel grano, i famosi crop circles. È autore anche di I fenomeni BVM, edito da Mondadori, e Gli UFO nella mente, edito da Bompiani. Dal 1989 i suoi interessi sono rivolti principalmente alle problematiche legate ai rapimenti alieni, che in inglese si direbbero abduction, che poi dopo lui ha ridefinito come interferenza aliena, ed è considerato uno dei massimi studiosi mondiali appunto su questi fenomeni di interferenza aliena. Voglio dire anche una cosa a nome mio, ma mi sembra di interpretare a nome della redazione tutta di Radio UFOcast. Ci ha affascinato di lui il fatto che alle domande delle quali non conosce risposta risponde semplicemente non lo so. Allora io mi fermo qui, perché le cose da dire ce ne sarebbero tantissime, ma appunto vorrei proprio che ce ne parlasse lui in questa intervista, e quindi non farò altro che presentarvelo. Come avrete benissimo capito, il suo nome è Corrado Malanga. Buonasera Corrado. Grazie della presentazione fin troppo lusinghiera, vi ringrazio di avermi invitato a questa trasmissione. È chiaro che è una cosa molto importante essere qui a chiacchierare con voi di temi così importanti, anche perché non c'è nessuno in giro che ne parla nel modo con cui si dovrebbe affrontare questo argomento, e quindi sono qui, sparate. Bene, grazie Corrado. Senti, inizierò subito in quarta con alcune domande personali, così almeno i nostri radioascoltatori possono inquadrare anche la persona che sei, e partirò direttamente dall'inizio. Quindi ti chiedo, da bambino, che bambino eri? Che tipo di infanzia hai passato o che tipo di gioventù hai vissuto? Questa è una cosa interessante. Io sono figlio unico. Sapete, i figlio unici vengono fuori o bene bene o vengono fuori male male. Ora non sta a me dire come sono venuto fuori, però il figlio unico non ha la possibilità di confrontarsi con gli altri, non ha i fratellini, e quindi sono venuto fuori un po', insomma, con delle difficoltà nel rapportarmi con gli altri, difficoltà che poi da una parte sono state la mia salvezza, dall'altra parte mi hanno permesso di portare avanti quello che poi sarà il lavoro che dovrò fare in seguito, tanti anni dopo, con l'ipnosi. Ero uno che il mio babbo si vergognava di portarlo fuori perché parlavo, perché dicevo le cose, e allora mio babbo aveva paura che io facessi sempre brutta figura, perché dicevo alle persone le cose come le vedevo. È chiaro che non si poteva fare così, quindi magari facevo una battuta al suo capo ufficio che era meglio non stessi zitto. Se facevo 5 anni dicevo: come sei pelato, caro capo ufficio? Eravamo negli anni 55, 56, il grande mega galattico capo ufficio non voleva sentirsi dire queste cose, e il mio babbo, insomma, la prima volta, la seconda volta che facevo battute del genere cercava di tenermi lì: stai zitto, non dire niente, guardami, non parlare, e così via. E così sono cresciuto un pochino in questo modo, cioè mi sono rifatto in seguito, su questo non c'è ombra di dubbio, però sicuramente
a 15 anni poi a scuola io non sono mai stato una grande cima. Sì, certo, ero al primo banco, cercavo di studiare tanto, ma non capivo una mazza. O almeno era questo che credevo, perché tutti studiavano poco e prendevano un sacco di voti. Io studiavo tanto e prendevo sempre quel voto, 7,5, 6,5. Qualcosa non funziona. Poi ho capito dopo che cosa succedeva, ma l'ho capito molto tempo dopo, quando al secondo anno dell'università la mia media passa dal 23,7, pensate voi, al 30, in un unico e preciso istante. Il preciso istante in cui i miei genitori finalmente si separano. Ecco, che finalmente avevo capito perché io non riuscivo ad andare avanti nella vita, perché i miei genitori mi rompevano i coglioni e se li rompevano a vicenda. E così chiaramente io, mentre studiavo, pensavo ad altro, pensavo alla mia famiglia, come le cose non andavano avanti. Ero, diciamo, piuttosto soffocato dall'ambiente familiare. Chiaramente, insomma, mi sono dovuto fare un po' da solo in questo senso. Grosse difficoltà nella comprensione sugli altri. Ho studiato un sacco, ho studiato tanto, e questo è stato da una parte un beneficio, dall'altra parte no, perché quando mi sono laureato, il giorno dopo che mi sono laureato, sono uscito dalla tesi di laurea, mi sono guardato intorno e ho detto: e ora i miei amici dove sono? Non c'era più nessuno per la strada. Quelli della mia età si erano sposati, avevano trovato lavoro, si erano andati da un'altra parte. E io, la mia età, il mio gruppo di persone non c'era più. E quindi mi sono trovato ancora un'altra volta totalmente isolato da questo punto di vista. Figuriamoci come avrei potuto in futuro organizzare un lavoro sulle adduzioni con le ipnosi se non avessi radicalmente modificato qualche cosa di me. Ecco, insomma, la mia vita è stata un bel casino. Quindi ci potresti anche se in parte ce l'hai detto, far capire meglio che ruolo ha avuto l'affetto proprio della famiglia e anche degli amici, e magari anche quanti amici ha il professor Malanga, perché sì. tu ci abbia detto di essere rimasto solo in un frangente della vita. Sì, sono rimasto solo per un problema, un po' di scelta, un po' di problematica, perché chiaramente io mi sono detto, e su questo avevo ragione, oggi si può vedere questo: se io non riesco a laurearmi, non troverò un lavoro, non avrò soldi, morirò di fame. C'avevo quest'idea, Infatti un po' le cose sono così. Oggi uno studente si può anche laureare, ma tanto non troverà mai lavoro e comunque morirà di fame comunque, non avrà mai la pensione. Io ho cercato di lavorare quando ero giovane, da piccolo, insomma, per poter avere un po' di sicurezza, anche un po' di tipo economico nel futuro. Il problema degli amici, guardate, gli amici non sono una cosa banale, bisogna vedere che cosa si intende per amico. E lì veramente io sono un po' una merda, perché io come figlio unico sono una monade, cioè sono uno che tira su dei muri tremendi, quindi l'altro, quello che ho davanti, non riesce a comunicare con me come vorrebbe, perché io non gliene do l'opportunità. Cioè sono sempre molto bloccato da questo punto di vista. Faccio entrare solo quello che serve per la comunicazione. Da me può uscire tutto, ma è bene che non entri niente. Il figlio unico è fatto così, sono una monade. Da questo punto di vista quindi l'amicizia è una cosa molto complicata. L'amicizia tra due maschi o l'amicizia tra un maschio e una femmina, già qui c'è una cosa molto interessante. Noi ci conosciamo tutti quanti, sapete quanta gente dice: sai, quello tizio è mio amico, quell'altro è mio amico. No, sei un conoscente, l'amicizia è un'altra cosa. L'amicizia è la condivisione, secondo il mio modesto punto di vista, degli ideali, pensa te, cioè tutti e due facciamo una battaglia per dare un calcio nel culo a Berlusconi, bene, siamo amici. Ecco, questo è quello che io mi posso sacrificare per te, tu mi puoi sacrificare per me, ma il target finale, il ruolo finale è quello che ci siamo preposti. Da questo punto di vista, se mi guardo in giro, gli amici sono ben pochi, non è che voglio fare dei nomi, questo sì, quello no, perché non sarebbe corretto, però capite bene
che in una società del genere di amici ce ne troviamo ben pochi. Poi io, lo sapete bene, una persona come me, ci sono un sacco di persone in Italia che se potessero ammazzarmi lo farebbero in 5 secondi domani mattina, ma aspetterebbero fuori quando esco di strada per mettermi sotto un'automobile. Non peraltro, qualche tempo fa mi hanno anche staccato il volante dell'automobile, quindi evidentemente non è che sono così tanto ben voluto. Ecco, a proposito di questo, proprio per il lavoro che fai, soprattutto con gli addotti, ti è mai successo di avere, non so, una sorta di crisi di nervi? E se magari è così, come hai fatto ad evitarla o controllarla? No, mai, assolutamente, non si fa, non si può. Questa è una regola fondamentale. Il rapporto che te hai con gli altri è un rapporto che deve essere gestito dal più forte. Il più forte è quello che ha più coscienza di sé, più carattere, più non lo so. Nel caso degli rapporti che noi abbiamo quando facevamo le ipnosi, è un rapporto preciso. Io comando, la persona che sta in ipnosi è lì, ma io comando, perché io so dove portare l'automobile. Se il soggetto che ho davanti a me ha delle problematiche comportamentali, sono io che lo devo riportare dentro. Non io, se io venissi preso dal panico, nel panico ci saremmo in due, non funzionerebbe così. Quindi io sono la parte forte, almeno nell'ambito delle relazioni che noi abbiamo quando facciamo le ipnosi. Su questo non ci deve essere nessun dubbio. Nel rapporto con gli altri io sono una merda, nel senso che faccio credere all'altro che ha deciso lui di fare quello che vuole fare e in realtà l'ho messo nelle condizioni di decidere di fare quello che voglio io. Questo è un classico, me lo ricordo con gli studenti. Gli studenti, quando avevamo gli studenti in tesi, oggi non prendo più studenti. Non prendo più studenti in tesi perché lavorare con uno studente vuol dire avere un altro figlio, un figlio scientifico che ti tieni per 1 anno e 8 mesi e lavori più con lui che con la tua famiglia. E quindi c'è un rapporto molto forte, anche affettivo. E lui deve fare quello che voglio io, ma ci sono perché io so come si fa la chimica, io so come si va in laboratorio. Lui deve imparare, però ci sono degli studenti. Me ne ricordo una in particolare che si chiamava Serena di nome ma non di fatto, che voleva comandare lei, perché anche lei è una figlia unica e io mi devo adattare allo studente, ma mi devo adattare allo studente facendo in modo che lui, in questo caso lei, non si senta obbligata. C'è una mano di velluto che in qualche modo la tiene e lei impara non sentendosi umiliata dal fatto che in quel momento non può decidere. Così gli faccio credere che è lei a decidere di fare le cose, mentre in realtà sono io. È chiaro che mia moglie questa cosa l'ha capita perfettamente, infatti ogni tanto litighiamo per questo motivo, ma d'altra parte sapete come è fatto l'universo, è fatto così. Quando io mi trovo di fronte a una persona che vuole comandare, so esattamente che mi grida nel muso e fa la voce forte con me, so perfettamente che è la persona più debole ed è per questo che mi grida nel muso, perché tende ad avere paura che io la prevarichi e allora urla, grida. È così che uno si incazza con l'altro. Se te invece capisci perfettamente questa cosa, non hai bisogno di riurlargli nel muso. Ma questa è una cosa che io ho imparato ovviamente con la programmazione neurolinguistica e con tanti anni di lavoro che ho fatto con le persone, perché poi i muri li ho dovuti calare, perché in ipnosi succedono delle cose tremende. In qualche modo l'ipnosi mi ha salvato la vita, potrei fare il libro che ha fatto Baiata, l'ipnosi mi ha salvato la vita, cioè nel senso che le prime volte che io ho dovuto mettere in ipnosi una persona, ho capito che c'era qualcosa tra me e la persona in ipnosi che era una metacomunicazione non verbale, qualcosa che andava sotto, che non si sentiva, una percezione della sensazione dell'altro, che l'altro provava, profonda,
E questa cosa qui, alle prime volte che io facevo questa cosa, mi ha terrorizzato, perché io figlio unico, no, io non devo mischiarmi con la popolazione, e invece lì mi stiamo mischiando, e io ho capito perfettamente che se non mi mischiavo non avremmo potuto fare il lavoro, perché il rapporto è una cosa importante nell'ipnosi come nelle altre comunicazioni. Questo è quello che in fondo io faccio e che per esempio altri soggetti ufologici italiani non fanno. Fanno le indagini. Buongiorno signora, come si chiama? Rossi Giovanni. Ah, bene, mi dica. Senta, le faccio firmare questo foglio. Non dica niente a nessuno della sua esperienza, mi raccomando. Grazie, arrivederci. Ma la signora fa, e cosa ne è successo? Qual è? Ci studieremo sopra e le faremo sapere. E scompaiono, come fa per esempio il Centro Ufologico Nazionale. Ecco, quelli hanno perso in partenza, perché non sanno che la comunicazione è la cosa importante. Io mi sono calato le brache di fronte alla comunicazione, non la sapevo fare, ho imparato. Magari alcune no. Bene, senti Corrado, una domanda che ho sentito fare spesso io con le mie orecchie è proprio questa qui, e te la giro come l'ho sentita. Ma chi glielo fa fare a Malanga di essere Malanga? Ah sì, è una cosa semplice. A me, e questa è anche una mia limitazione, io sono anche abbastanza, non sono razzista, però devo dire che non è vero. Io purtroppo ho ancora una vena di razzismo sugli stupidi. Gli stupidi mi fanno incazzare. Lo so che non è giusto, però quando di stupidi ne ho visti 3, 4, 5, 6 in una giornata, il settimo non lo sopporto. Cioè è umano, mi modificherò nel tempo. Ecco, per cui quando arriva uno e mi dice bisogna fare determinate cose perché a noi ci conviene, io dico, ma questa cosa che conviene a noi, conviene anche al popolo, conviene anche alla gente, perché gli dobbiamo dire una bugia alla gente? Ecco, una cosa che non sopporto sono le bugie. Te non devi dire le bugie, neanche quelle piccole. Se ne dici una piccola oggi, ne dirai una un po' più grande domani. Io non ho mai detto una bugia nella mia vita, 60 anni senza bugie. E questo può sembrare incredibile, è una cosa incredibile, perché io capisco che quando dico questo la gente dice quella volta lì, subito ti vengono in mente le bugie, le ultime che ti hai detto, ti vengono in mente subito. Bene, a me non mi viene in mente niente, io non ho mai detto bugie. E mi fa incazzare la persona, che mi fa proprio uscire di testa la persona che dice le bugie perché inganna il povero disgraziato, colui che non è difeso. Per esempio, perché devo dire delle sacrosante puttanate sugli UFO, sugli alieni, solo perché conviene ai servizi segreti con cui qualcuno collabora? Ma io mi incazzo a morte su questa cosa qui. La comunicazione non può essere fatta in questo modo. Te agli italiani gli devi dire la verità, soprattutto se sei, che per esempio, un centro ufologico che lavora, che fa sul territorio determinate cose. Sei un centro ufologico, ce ne sono alcuni in Italia che fanno questo tipo di, si chiamano ufologi. No, il povero disgraziato che ha un'esperienza particolare viene da te, c'è scritto centro ufologico, sei te l'esperto. Sai questi del centro ufologico che hanno anche i bigliettini dove c'è scritto ufologo e poi sotto c'è scritto abile conferenziere, no? C'era uno che si chiama Lissoni di Milano, c'è scritto ufologo abile conferenziere, no? È talmente abile conferenziere che ora si è dedicato alla vita politica ed è infatti lavora con la Lega, è diventato leghista. Non c'è nulla di male a essere leghisti, per carità di Dio, solo che siccome Borghezio ora gli è venuto in mente che bisogna studiare gli alieni, perché gli alieni come i marziani sono verdi e sono verdi come loro, allora probabilmente i marziani non sono extracomunitari, mentre magari i venusiani, mentre i marziani che sono rossi magari sono cattivi e comunisti. Ecco, le persone che lavorano con Borghezio pensano che l'ufologia sia questa. Non è così, non gli dobbiamo raccontare queste puttanate. I centri ufologici non si devono agganciare alla politica, secondo me, semplicemente per avere qualche risultato personale, perché la politica ti dirà sempre le bugie. I centri ufologici, per esempio, non si devono agganciare e vantarsi
vergognarsi di dire siamo collaboratori del Ministero degli Interni, il secondo reparto dell'aeronautica, che poi è il SISMI, cioè il servizio segreto militare, è con noi. Non vi possiamo dire tutto, state tranquilli, noi siamo i grandi collaboratori dei servizi segreti, perché a me i servizi segreti mi stanno sui coglioni, perché non ci dovrebbero essere servizi segreti, perché di segreto non ci deve essere nulla, perché quando c'è qualcosa di segreto vuol dire che te la stanno ficcando in quel posto, quindi o che tu sei un militare o che tu sei un ufologo, a me mi stai sulle palle. Ok. Come si saranno ben accorti i nostri radioascoltatori, l'ospite di stasera non ha nessun problema a venire fuori allo scoperto e di trattare anche temi che lo riguardano, che possono essere anche più o meno ombrosi e criticabili. Io continuo a porti delle domande di carattere personale e ti ricordo insomma che poi dopo scenderemo sempre più nello specifico anche per quanto riguarda appunto i temi che stavi trattando poco fa. Senti, qualcuno sosteneva che abbiamo tutti lo stesso tempo nella giornata, ma sappiamo benissimo che certe persone sono scienziati e certe altre invece non sono nessuno o comunque poco più. Tu come te la organizzi la giornata? Qual è la tua giornata tipo? Ah sì, la mia giornata tipo ora, perché la mia giornata tipo qualche anno fa era molto diversa. La mia giornata tipo qualche anno fa era, entravo alle 8:30 in dipartimento, lavoravo circa 11 ore e mezzo alla sintesi organica in laboratorio, facevo lezione di chimica organica, tornavo a casa verso le 10 di sera, 10 e mezzo, mangiavo, lavavo i piatti, finivo alle 2, 2 e mezza di sera e alla mattina alle 8:30 riero in dipartimento, tutti i giorni, Pazzesco. qualche volta anche il sabato mattina. Poi le cose sono cambiate, poi è arrivata la Gelmini, non abbiamo più soldi, non c'è più niente da fare, non c'è più la ricerca, non ci sono più i laboratori, non ci sono più gli studenti, non c'è più neanche la bolletta della luce da pagare, siamo al buio. Abbiamo avuto 3 alluvioni in questi ultimi 3 mesi e con l'acqua alta nel corridoio dove c'è il mio studio di 40 centimetri. Tutti i motorini elettrici che servono per fare la ricerca sono finiti sotto l'acqua. È arrivata sicuramente l'assicurazione, la quale ci ha detto benissimo, ora vi ricompreremo i motorini. Perfetto, finché non ci ricomprano i motorini noi non possiamo fare niente. Non funzionano le cappe. Per riavere le cappe in un laboratorio, senza cappe non si può entrare in un laboratorio, abbiamo aspettato 3 mesi. Quando accendevo la cappa si spegneva la luce dell'intero corridoio con tutti i laboratori dell'intera ala nostra. Non abbiamo più i soldi per comprare i reagenti. Una tesi che mi costa 15.000 euro, come la faccio io che ho circa 950 euro di contributi statali all'anno? Allora ho dovuto cambiare e ora ovviamente abbiamo dovuto spostare quella che era tutta l'area della ricerca e dedicarci di più alla didattica, perché la didattica costa meno. E quindi io arrivo alle 8:30 di mattina, comincia la fila degli studenti davanti alla porta che mi chiedono come si fa questo, come si fa quello, come si fa quell'altro, poi vado a lezione, quando c'è lezione. Io ho quest'anno un corso di chimica organica fondamentale per il primo anno della chimica organica per il corso di laurea in chimica industriale. Va sottolineata una cosa molto interessante, qui io sono il ricercatore d'Europa che ha tenuto più corsi di chimica organica al mondo. No, lo dico perché c'è qualcuno che pensa che io non faccia il professore, così ora lo sa. È una cosa importante, la didattica ti tiene vivo, perché ti sembra sempre di avere la stessa età, te vai a scuola, vai a lezione e trovi sempre gli studenti che hanno 21 anni, il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, sempre 21 anni hanno questi, perché te stai facendo sempre il corso a quell'anno lì, invece la tua età aumenta, e te non ti rendi conto. I tuoi studenti hanno sempre 21 anni, ma te non ti rendi conto di diventare sempre più vecchio e di fare sempre più fatica e di doverti portare il gesso da casa, comprarlo, perché non ci sono i soldi per comprare neanche il gesso e non puoi cancellare perché non c'è il cancellino, devi cancellare o con la carta igienica che hai preso nel bagno, sempre che non si siano rubati il rotolo della carta igienica, perché questa è l'università italiana, oppure con la manica del cappotto.
questa è l'università italiana, arrivi a casa alla sera che sei totalmente distrutto. Io cosa faccio? Come arrivo a casa? O nelle pause di pranzo mi attacco a internet e faccio le simulazioni mentali, le ipnosi e tutto quello rispondo ai test di autovalutazione. C'erano ancora 780 da verificare semplicemente sulla mia scrivania in questo periodo. Quindi è chiaro che alla sera, ecco perché poi magari sono anche poco presente su Facebook, sono poco presente anche sul mio stesso sito o in questa radio, perché chiaramente e poi il sabato e la domenica scappo, non mi trova più nessuno, perché se no divorzio, cioè mia moglie mi caccia. Certo. Senti, a proposito di questo, la vita del chimico e la vita dell'ipnologo, secondo te si sposano bene insieme? Ma sì, però va detto che ipnologo forse è un termine non correttissimo, perché io non lo faccio l'ipnologo, io non lo so cosa faccio. L'ipnologo è uno che fa le ipnosi. In realtà io utilizzo lo strumento dell'ipnosi o anche altri strumenti, cioè più che altro la programmazione neurolinguistica di cui l'ipnosi fa parte, per entrare nella testa delle persone, capire cosa hanno nella testa e cercare in qualche modo di tirarle fuori dal loro problema. Ecco, quindi l'ipnosi è solo una parte di tutto questo. Che dire, il lavoro del chimico in questi anni si adatta molto bene, perché il chimico è uno che quando fa la ricerca, il chimico organico, perché secondo me è il migliore il chimico organico. Chiaramente noi diciamo ogni botta ama il suo botticchio, cioè ogni scarrafone è bella mamma soia, come dicono a Napoli. Quindi io sono un chimico organico e credo che la chimica organica sintetica sia il sintetista, colui che costruisce le molecole mediante nuove reazioni, sia la cosa più bella che esista, è come costruire con le molecole, Lego, con le molecole, una struttura precisa, fatta in parte al computer e poi fatta in laboratorio. L'analisi che fa il chimico dell'osservazione del mondo è un'analisi mediana, cioè non è come il fisico. Il fisico o guarda nel piccolo piccolo o guarda nel grande grande, benissimo, e nel mezzo non vede una mazza. Noi invece guardiamo nel mezzo, guardiamo molto bene le cose grandi, non riusciamo a vedere i particolari, però vediamo tutto. Più sicuramente del fisico, che invece ha una visione molto più parziale dell'universo che lo circonda. Quindi questo mi permette di, quando montavo una reazione, capire se cambiava colore, anche le piccole sfumature, vedere le bolle della schiuma che diventavano più piccole o più grandi, quindi sapevo che la tensione di vapore dentro era diversa, quindi stava avvenendo la reazione, i prodotti cambiavano, oppure mettere la mano, come dico agli studenti, sotto il pallone, non ci mettete la mano con il palmo, mettetela sopra, con il dorso, sentite il pallone del vetro che diventa più caldo, poco, mezzo grado, riuscite a sentirlo, ecco. Noi siamo in grado di osservare la realtà che ci circonda, molto di più di chiunque altro, e nel caso specifico, quando noi facciamo l'ipnosi, io devo cronometrare anche il respiro della persona che è in ipnosi, sapere se ha fatto un gesto in più, se ha mosso i bulbi oculari, se ha fatto un respiro un po' più profondo, e da lì tentare disperatamente di capire che cosa ha nel cervello. Questo probabilmente un fisico non riuscirebbe a farlo, un chimico lo fa. Senti, sempre per conoscere meglio e più approfonditamente la persona che sei, ci diresti anche quali film ti piacciono, sempre che tu li veda, visto che il tempo è risicatissimo, come mi sembra di aver capito, o magari anche che autori ti piacciono, o se leggi soprattutto dei libri che non vertono sui temi che tratti di solito, e quindi insomma in soldoni quali sono le tue passioni? Ma sì, io quando facevo le medie e i geometri, io ho fatto i geometri, prima di iscrivermi all'università ho fatto i geometri.
prima di iscrivermi ai geometri io volevo andare al chimico, al perito chimico. Mio babbo mi dice no, perito chimico devi andare a Carrara, a Spezia non c'è, io abitavo a Spezia. E allora, siccome mio babbo era geometra, mio nonno era geometra, chiaro, volevano che io facessi l'ingegnere. E allora mio babbo gli ha detto va bene, io mi iscrivo al geometri. Però dopo che ho fatto il geometri mi iscrivo a chimica. Infatti il giorno dopo che io sono uscito dai geometri sono andato da mio babbo, ho detto ora vado a Pisa a iscrivermi a chimica. Perché ho le idee chiare, non è che... allora andavo al cinema 2 volte, a volte 3 volte alla settimana e leggevo soprattutto tonnellate di libri di fantascienza, chissà perché. Ora è quasi impossibile per me andare al cinema. Ci sono dei film che sono dei film basilari, importantissimi, non tanto perché siano film bellissimi, lo sono, ma perché il contenuto è la cosa più importante. Cioè, vedete, ci sono le persone, le cose e le idee. La gente che parla delle cose sono gli stupidi, la gente che parla delle persone sono persone normali e la gente che parla delle idee sono i più intelligenti. Questo diceva qualcuno e io lo sposo in pieno questa tesi. Ho visto che in un recente articolo che vi sarà di prossima pubblicazione, Luciano Scognamiglio lo riprende, uno dei nostri collaboratori, lo riprende questo discorso e quindi io sono perfettamente d'accordo con lui. Allora, i film che mi piacevano più, per esempio L'attimo fuggente, è perché? Perché L'attimo fuggente è proprio il rapporto tra questo professore che insegna e una classe di persone che segue le regole ed il professore le regole le distrugge, le cambia, anzi quasi quasi si dice che non ci sono più regole da rispettare. Un altro bellissimo film che è una storia veramente incredibile è E.T. Ma perché? Perché E.T. è una favola, è la favola in cui l'alieno non ha niente a che fare con l'alieno. E qui c'è un discorso che si apre di natura proprio psicologica. E.T. siamo noi. Ora nel film cercate di analizzare il film dal punto di vista inconscio. E.T. ti garba, ti commuove, perché E.T. è la parte debole di te, è il tuo bambino dentro. Non ha niente a che fare con gli alieni buoni, E.T. è una storia che parla dell'anima e E.T. è l'anima, in qualche modo, dell'essere umano, un'anima che tu non sai di avere, quindi è proprio fuori, è un alieno. Quando viene su questa terra è che si trova poverino, fuori del mondo, ecco che l'anima vuole essere catturata dagli stronzi, che in quel film sono la CIA, il governo, in questo caso noi diremmo, che ne so, i centri ufologici italiani, quelli che non hanno capito niente, i militari, e lui, attraverso la figura del bambino, che è dell'innocenza, e della madre, che è la figura femminile, che rappresenta l'anima, cioè la parte femminile di noi, torna e se ne va fuori e dice non vi preoccupate, tanto poi torno, poi ci sarà un giorno che ci capiremo, che riusciremo a metterci insieme. Quella è la storia della parte animica, no? Ecco, queste sono le cose interessanti. Allora io ho imparato a rivedere tutte le storie, anche delle favole, dalle favole più piccole a quelle più importanti, dove quelle che di successo, dove dentro c'è la storia dell'anima, l'anima dell'essere umano. C'è Alice nel Paese delle Meraviglie, che è per esempio una favola per adulti, dove Alice si addormenta e quindi passa il comando all'uomo destro del suo cervello e passa dall'altra parte dello specchio, che simula l'altra parte dell'universo, dove le regole della fisica non valgono più, le mele cascano per aria, i gatti hanno 9 code e chi se ne frega. E lì Alice, che è la rappresentazione femminile dell'anima, ancora una volta, capisce che il mondo vero, reale, è quello di là, non quello di qua. Poi è costretta a risvegliarsi e tornare nella virtualità. Bohm chiaramente questa cosa la esprime con delle formule fisiche e matematiche, ma in realtà altro non è che la storia dell'anima, come può essere per esempio King Kong. Voi guardate il film King Kong. King Kong, nella rappresentazione sia vecchia che nuova, c'è questo gigante grosso, grande, con la donna
sul palmo della mano, che ci soffia sopra, no? Quella scena, no? Che lei ha i capelli tutti al vento così. Cosa vuol dire? Analizziamo questa immagine da un punto di vista archetipico. Il golem, l'essere, il corpo, è lo scimmione, siamo noi, quelli senza anima, e l'anima è la donna sulla mano. Non a caso c'è l'idea del soffio, dove l'aria, l'animos, l'anima è la rappresentazione del vento. Allora questi film ci garbano e ci piacciono, perché? Dice abbiamo visto un bel film, no? Perché dentro inconsciamente qualcosa ti ha ricordato chi sei, ecco. Grazie Corrado. Senti, ti faccio una domanda con un gioco di parole, vediamo come rispondi. Potrebbe essere che siccome sei scomodo a tanti vuol dire che hai proprio ragione tu? E se sì, per avere ragione basterebbe essere scomodo a tanti? Dunque, sembra Marzullo, questa, lo devo dire. Vero o no? È vero o no? Allora, la cosa è necessaria ma non sufficiente. E vi faccio un paragone. Ammettiamo che io abbia ragione, e chiaramente se io ho ragione e chiaramente la ragione non fa comodo al potere, quindi io sono scomodo insomma a tutto il resto, a tutto il potere, a tutto quello che c'è, e quindi io do fastidio, sicuramente do fastidio sicuramente alla politica, perché parlo male dei politici, ma non sono qualunquista, dico solo che il politico dovrebbe lavorare e dovrebbe essere una persona che non prende lo stipendio, perché fare il politico, fare il senatore, fare il deputato è una carica onorifica. Tu mantieni il tuo stipendio di lavoratore, vai lì, ti daranno un contributo spese per 3 anni, più 2, magari 5, poi grazie, lasci il posto a un altro, perché dobbiamo essere in tanti a governare. Se tu non hai un lavoro, non hai mai lavorato, non hai uno stipendio, come per esempio Massimo D'Alema o Fini, devi stare a casa perché non potresti comunque mantenerti a fare il politico. Ma detto questo, prendiamo sempre un altro esempio dalla politica, sempre per venire alla tua domanda. Una persona come Berlusconi è scomodo a tanti, sta sulle palle a tutti ma rimane lì, anzi il potere se lo vuole tenere ben stretto, nonostante che stia antipatico anche alle stesse persone del suo stesso partito, che però non possono fare a meno di lui, perché sanno che se lui va a casa anche gli altri a calci nel culo saranno mandati a casa, da Cicchito a Bondi, a tutta quella gente che gli fa da avvocati, dalla Buongiorno a quell'altro scemacchione lungo, eccetera eccetera. Insomma, voglio dire, quindi stare sulle palle non vuol dire essere sempre dalla parte della ragione. Ci sono molti motivi per cui molte volte è conveniente tenersi uno lì, anche se ti sta antipatico, anche se ti sta sulle palle, anche se ha torto, perché la gente, non avendo coscienza di sé, ha paura che se quello lì se ne va, dopo al posto di quello lì ci devi andare te, e siccome te non sai che cosa cavolo fare, dopo è meglio che ci stia lui a governare, così almeno lui si prenderà tutte le colpe. Nel caso mio, può darsi che io abbia ragione per le cose che faccio e che dico. Il giorno che io non ci sono più, viene a mancare sicuramente una grossa voce che difende la libertà di informazione nel campo ufologico. Il giorno che se ne va Berlusconi non se ne accorge nessuno. Stavo per dire qualcosa anch'io, ma stasera mi voglio astenere, Corrado, stasera è la tua puntata. Senti, vorrei proporti 2 domande che però ci potrebbero spostare un attimo fuori dall'argomento, e quindi ti chiedo di essere il più sintetico possibile. Te le voglio comunque fare per darti l'opportunità di una replica, ok? Cosa ne pensi delle ultime polemiche che Federico Bellini ha fatto sul web, e cosa ne pensi anche delle sue convinzioni che escono fuori dalle interviste che fa? Sì, io come al solito dico che ognuno può deve esporre i suoi punti di vista, ci mancherebbe altro se non fosse così.
io non ho nulla, anche se può sembrare il contrario, io non ho nulla contro Federico Bellini e non ho nulla neanche contro le sue esternazioni. Il mio problema è un problema totalmente diverso e posso dire, io non ho nulla per esempio contro il Centro Ufologico Nazionale, gruppo con cui sovente mi trovo in polemica, non ho nulla contro il Centro Italiano Studi Ufologici, che io chiamo affettuosamente il Centro Studi Palloni Sonda, non ho niente contro di loro. Quello che a me preoccupa non sono le loro idee, sono il fatto che loro, elargendo a mani aperte le loro informazioni, che io ritengo fuorvianti, facciano un danno grave sulla mente delle persone che vengono identificate dalla religione cattolica i poveri di spirito. I cattolici dicono che i poveri di spirito saranno i primi ad entrare nel regno dei cieli. Ecco, i poveri di spirito sono i cretini. Bisogna che invece la gente non sia un povero di spirito, ma che sia un ricco di spirito. Allora, i ricchi di spirito sanno perfettamente che Bellini ha torto, sanno perfettamente che il Kun ha stratorto o che il Ciso ha sparato cazzate per anni. Io mi preoccupo dei poveri di spirito, quelli che sono in fondo anche la maggioranza e non hanno i prerequisiti per capire cosa succede e vedono uno che con tutto la serietà, la convinzione e la buona fede che può avere, dice cose sbagliate. E allora io intervengo e dico, guardate, secondo me questo signore, questo gruppo di persone, dicono delle cose sbagliate, virgola. Vi dico anche perché dicono delle cose sbagliate. Per questo e quest'altro motivo. A me mi risulta diverso, per questo e quest'altro motivo. Nell'istante in cui io ho detto questo, il mio compito è finito. Cioè, la polemica finisce. Io non è che devo fare una polemica con Bellini che durerà chissà quanti milioni di anni. Quello che dovevo dire l'ho detto. Per me, anzi, lui ogni tanto o qualcuno per lui pubblica sulle mie pagine di Facebook i suoi filmati, le sue critiche, le sue cose, e io non gliele cancello mica, no? Potrebbe sembrare assurdo, ma è così, cioè la gente deve essere libera se vuole credere che Bellini ha ragione, ma io devo dire, Bellini come il culo, come chiunque altro, per me non è così, lui ha torto e ti dico anche perché. Se ci vuoi credere, se non ci vuoi credere, non ci credi, ti do i miei dati. Io da quel punto di vista ho la coscienza pulita, perché te l'ho detto, una delle cose che ho imparato lavorando nel campo della alienologia, la roba che la gente chiama gli UFO, no? Che sembra una cosa da fumetti. Certo. Lavorando in questo campo ho capito che non devi perdere tempo nel aiutare le persone che sono di difficile aiuto, non perché non le tireresti fuori dal problema, ma per me tirare fuori una persona dal problema come quello che ha Bellini mi ci vogliono 10 anni. Io in 10 anni tiro fuori altre 200.000 persone e poi Bellini lo tireremo fuori se ne avrà voglia, forse in futuro, non c'è fretta. Io devo fare quantità, massa coscienziale. Certo. E poi non devo fare quello che è il peccato originale, che è fondamentale, che è avere la presunzione di convincere tutti che ti hai ragione. Questa è un peccato, cioè si perde il tempo e basta, vi posso assicurare. Senti, ancora una domanda alla quale ti chiedo di essere sintetico perché ti sarai reso conto che la prima domanda ci porta un po' fuori dal discorso e la seconda molto probabilmente ancora di più. Dopodiché ti lascerò una bella domanda su cui dovrai argomentarci e lì molto probabilmente ci avrai da divertirti. Ma intanto ti faccio questa. Sappiamo che accanto appunto alla figura di Federico Bellini c'è stato e a quanto pare sembra che ci sia tuttora un tuo ex collaboratore di nome Davide Serra. Ti faccio questa domanda di modo che tu possa replicare perché è difficile certe volte anche per i nostri radioascoltatori comprendere quello che succede. Allora, Davide Serra, come era entrato nel tuo staff di collaboratori e come mai successivamente l'hai allontanato dal gruppo? Sì, vedete che quando io scrivo così in alto, così in basso, è il frattale della stupidità
cose sono quelle che voglio dire, cioè quello che accade nel governo italiano è quello che accade nel Centro Ufologico Nazionale, è quello che accade nella società moderna, nell'università, cioè quando va tutto male in tutti i posti. E così le politiche sono sempre le stesse. Ci sono persone che saltellano da un partito all'altro perché non hanno coscienza di sé o forse ce l'hanno e sapendo che la loro coscienza è legata ad altri tipi di interessi cercano di seguire, rimanendo a galla, il vincitore. Sai, quando tutti erano della Juve perché la Juve vinceva, quando la Juve ha perso sono diventati tutti milanisti perché il Milan vinceva. È la stessa cosa durante l'ultima guerra, quando erano tutti fascisti. Poi i fascisti hanno perso e non ce n'era più nessuno. È come Orietta Berti, la Democrazia Cristiana e Orietta Berti sono la stessa cosa. Non le vota nessuno, ma finiscono sempre in finale. Ci sarà qualcuno che poi alla fine era di un altro partito, di un'altra idea, quando storicisticamente le cose cambiano. Allora, Davide Serra è entrato nel nostro gruppo per una nostra disattenzione, forse più mia ovviamente che quella di altri, perché Davide Serra mi contattò, io lo conobbi una volta perché venne a casa mia a seguito di una addotta, mi sembra, di ricordare, di Torino, con la quale facemmo un'ipnosi. E sì, manifestò una persona volenterosa che voleva fare delle cose, eccetera, eccetera. Ma non è che ti puoi dall'oggi al domani improvvisare ipnologo, ufologo, PNLista o psicoanalista. Dopo qualche tempo me lo rivedo che mi manda una mail, allora sì, siamo d'accordo, anch'io sono un tuo collaboratore, anche perché ho parlato con Luciano Scognamiglio, poi vengo a sapere, e io dico va bene, perché io un po' di Scognamiglio mi fido, però non ho tempo di, con tutte le cose che faccio, sentire Tizio, Caio e Sempronio. Scopro che poi in fondo questo Serra aveva detto le stesse cose a Scognamiglio, sai, ho parlato con Malanga, allora siamo quindi lui si è introdotto nel nostro gruppo di ricerca un po' così. Noi, chiaro, avevamo bisogno di operatori sul posto, quindi ci siamo lasciati un po' trascinare anche dall'idea di occupare una zona che era poi Torino, che era l'Italia del Nord, Ovest, però ci siamo resi conto che secondo il mio modesto punto di vista, e non solo il mio ma di tutti quelli dei collaboratori ora che abbiamo, insomma Davide Serra non era all'altezza, secondo noi, magari sarà bravissimo, ma secondo i nostri canoni non era all'altezza. Questa cosa Serra non se la deve prendere, perché io già con un analogo giudizio insomma, sputai nel chiasma ottico la dottoressa D'Ambrosio di Milano, grande neuropsichiatra infantile ai tempi del CUN, perché la giudicavo incapace di poter avere dei rapporti con gli addotti, quindi lei era una neuropsichiatra infantile, quindi figurati, si vede che io non sono adatto insomma, a me gli standard, ho degli standard in testa, né la D'Ambrosio né il buon Serra ricoprivano secondo me la capacità, avevano i prerequisiti per ricoprire un ruolo delicato come quello di collaboratore mio. Allora, infatti mi giunsero voci che non era poi così in grado di fare le ipnosi come si diceva, eccetera, eccetera. È sempre un brutto dire, è il mio modo di vedere le cose. Io non ti dico che sono dalla parte del giusto, ti dico che ho dei canoni nella testa e i miei canoni oggi come oggi mi fanno dire Davide Serra non ha superato l'esame. È chiaro che lui magari si sarà anche incazzato su questa cosa qui, perché sai, sentirsi rifiutati non è bello, devi anche capire quali sono i tuoi limiti e se non li capisci vuol dire che non hai limiti e questo è grave perché vuol dire che c'è una grossa mancanza di coscienza da parte tua. E così va bene, e chiaramente è come qualcuno che è passato da Fini a Berlusconi, da Berlusconi a Fini, Davide Serra è passato a diventare amico di Bellini e di condividere con lui un certo tipo di ricerca che però non è quella che facciamo noi. Benissimo, hai risposto proprio in termini
perfetti direi a questa domanda. Ti ringrazio. Senti, devo farti adesso una domanda che necessita una piccola introduzione, quindi faccio questa introduzione e poi ti lascio veramente parola perché stiamo toccando forse, o comunque a mio avviso, il tema centrale della serata. Quindi riassumo così. Corrado Malanga, almeno seguendo la storia, il processo che è successo, entra nel CUN e comincia a fare delle ricerche. Dopo, si parla di anni, diventa scomodo ed esce dal CUN. Da lì comincia a essere attaccato appunto dal Centro Ufologico Nazionale. Allora Malanga forma i famosi gruppi Stargate che fanno capo al sito Senti Storia. Strano a dirsi, Senti Storia e i gruppi Stargate cominciano ad essere attaccati dal CUN. Allora, preso visione di questo, Malanga esce dai gruppi Stargate e da Senti Storia e il CUN smette di attaccare sia Senti Storia che i gruppi Stargate, ma anzi ci entra proprio dentro. Allora io vorrei tirare le somme, vuol dire che stanno attaccando proprio la tua persona. Allora, qualche tempo fa sul tuo sito, e ricordo ai nostri ascoltatori che è tutto scaricabile gratuitamente, quindi non ci sono assolutamente nessuna informazione da pagare o comunque tutti possono accederci, tempo fa pubblichi questo articolo che si intitola Il frattale della stupidità. A questo punto ti lascio la parola e veramente per piacere parlacene dettagliatamente e fai chiarezza. L'argomento è complicato, talmente complicato che non so da che parte cominciare, però dirò questo. Ripartiamo dal CUN. Allora, io sono stato 35 anni nel Centro Ufologico Nazionale e in questi 35 anni io sono entrato nel CUN che avevo 15 anni. Poi ai tempi in cui il CUN si chiamava Centro Unico Nazionale, non Centro Ufologico Nazionale, si chiamava così perché già da allora Roberto Pinotti, che era presidente del Centro Ufologico Nazionale a 40 anni di distanza, ce lo ritroviamo nelle stesse cariche, segretario, presidente, segretario generale, sempre lì, quindi il ricambio quarantennale non c'è stato in un argomento come questo, che te devi cambiare ogni 6 mesi in qualche modo le idee su quello che sta succedendo. Bene, da 40 anni il CUN sembra una monade, congelato come un ghiacciolo, ma a parte questo mi ritrovo con Pinotti quasi in calzoni corti, Centro Unico Nazionale, perché Pinotti mi dice questo è l'unico centro che ci deve essere in Italia, noi siamo gli unici, gli altri non devono esistere. E io dissi, ma a me che mi frega, io voglio fare una ricerca, cercare di capire, io sono quello più scientifico di tutti come testa, perché gli altri erano storici, giornalisti, impiegati della posta, personaggi che gravitavano lì, ma insomma sempre il solito immancabile nel direttivo generale dell'aeronautica militare, che poi dopo 35 anni mi sono chiesto ma cosa cazzo ci fa un generale dell'aeronautica militare nel direttivo del CUN. Siamo partiti da Bordoni Bisleri, eroe della seconda guerra nazionale, pilota. Bisleri, quello del Ferrochina, i più giovani non sanno cos'è, ma tanti anni fa c'era il famoso Ferrochina Bisleri, che era un po' come l'amaro medicinale Giuliani, Petrus, queste cose qui, c'aveva una ditta di amari, però era un eroe di guerra e quindi faceva lustro averlo nel Centro Ufologico Nazionale. Dopodiché ci fu il periodo ventennale di Puccio Marcelletti e poi Marcelletti diventa vecchio e allora abbiamo Attilio Consolante, generale dell'aeronautica militare, che sa perfettamente il russo e che parla con Boris Churinov, ufologo russo, così a tu per tu. Vi ricordo Boris noi lo chiamiamo il colonnello Baris perché sembrava che ci avesse la faccia di un uscito dal KGB, ed infatti poi abbiamo scoperto, e lui lo ha ammesso, che era amico di alcuni colonnelli della
ex Unione Sovietica e di alcuni capi del KGB. Questo lo disse davanti a 350 persone, davanti a un convegno che facemmo a Cagliari, e tutti rimanemmo basiti, perché il grande amico di Pinotti era un amico del KGB russo. Ma a parte questo, entro nel KUN e ci trovo delle persone estremamente sprovvedute, cioè persone che facevano un sacco di chiacchiere, ma poi di lavori non se ne facevano. Io, sai, in quell'anno cominciai a lavorare, in quegli anni, cominciai a lavorare alla stesura di alcuni rapporti scientifici. La prima volta che mi videro in pubblico parlare era al secondo congresso internazionale di ufologia di Cesano Maderno. Lì io arrivo con la mia cartellina e mentre tutti parlavano di UFO visti durante passaggio di UFO durante la notte, lo Skywatch, no? Quella cosa che ancora ci sono degli ufologi in Italia che fanno, c'è un certo Rossi e un certo Moreno Tambellini che ancora nelle montagne della Toscana si mettono a pigliare il freddo e a guardare le luci che passano. Ovviamente sono esponenti di rilievo del Centro Ufologico Nazionale, e io portai una relazione sulla trasformazione gli spettri infrarossi in trasformata di Fourier e la risonanza magnetica nucleare sui campioni al suolo dove si erano appoggiati oggetti volanti non identificati. Chiaro che la gente uscì di testa e disse: ma cazzo, ma questa è roba nuova, era la roba vera, era l'ufologia del futuro. Io lì per lì cercai di portare un contributo. Subito quelli che facevano parte della sezione di Torino del Centro Ufologico Nazionale, Edoardo Russo in testa, disse: cavolo, questa è la persona che ci serve a noi per introdurre nel consiglio direttivo contro Pinotti, perché dentro ci sono tutte queste cose politiche di cui io non me ne poteva fottere di meno. Allora, con i voti della sezione di Torino del Centro Ufologico Nazionale riesco per la prima volta a entrare nel consiglio direttivo. Pinotti non mi ci voleva, ma i voti erano quelli, e quindi io, da bravo bambino, comincio a seguire le riunioni di questi illuminati del Consiglio direttivo del Centro Ufologico Nazionale. Io, tra parentesi, sarò poi la causa che porterà alla scissione del KUN con la sezione di Torino, che poi darà origine al CISU, perché io ho detto: questi del CISU che mi hanno dato i voti, però sono dei rompicoglioni, quindi bisogna buttarli fuori. Questo vi fa capire anche che io non sono così buono come può sembrare, no? Sono una persona che decide, siccome quelli del CISU avevano i collegamenti stretti con il Ministero degli Interni, cercavo di convincere Pinotti che bisognava buttarli fuori. Pinotti se lo ricorderà benissimo questa cosa qui. Non vi dico come abbiamo trovato l'escamotage che ho trovato io per buttarli fuori. Scusami Corrado, ti interrompo, ci potresti dire più o meno in che anni succedeva questo, o anche che età avevi tu? Chi se lo ricorda? Te lo dico subito. Dunque, io facevo il quinto anno dell'università, quindi 77-78. Intorno ai 25 anni, insomma, quell'età lì. 26-27 anni, sì. Eri molto giovane. Continua pure, scusa l'interruzione. Ecco, e quindi che devo fare? A un certo punto vedo che nel consiglio direttivo del Centro Ufologico Nazionale c'erano delle cariche. Io faccio questo, tu fai quello, tu fai quell'altro. Pinotti, che era l'uomo d'immagine, scriveva i libri, andava in televisione, faceva quello che gli pareva. A me non mi portava affatto che ci fosse un uomo d'immagine, io volevo solamente portare un contributo di tipo tecnico, di tipo scientifico. Notavo una certa inerzia del dottor Pinotti nel farsi sostituire in alcune mansioni. Cioè lui diceva: io sono da solo, non posso fare tutto quanto, però poi quando qualcuno diceva: va bene, allora questo lo faccio io, no, lo faccio io. Questa era una cosa strana. Per esempio il congresso di San Marino, i convegni di San Marino, che erano convegni internazionali molto importanti. In quell'istante era già intervenuto Vaiata all'interno del consiglio direttivo come giornalista, quindi eravamo in due a voler spronare il KUN a prendere il volo, ma lo stesso anche Marcelletti, poverino, dal suo punto di vista dice: ma t'aiuto io a Pinotti? No, Pinotti si faceva i cazzi suoi di nascosto a San Marino, noto paradiso fiscale. San Marino, periodo in cui
Qui c'era stata l'epurazione della democrazia cristiana e dei socialisti, lì non c'era stato Mani Pulite a San Marino. A San Marino ci sono sempre quelli che c'erano prima, gli amici di Andreotti sono a San Marino, tanto per intendersi. San Marino, una delle più grosse logge massoniche italiane ed europee. E insomma, quello che si scopre è che il ruolo di Pinotti veniva sempre più fuori, ed era un ruolo particolare. Io non me ne ero mai accorto, ma perché? Perché non me ne volevo accorgere? Perché le cose, è chiaro, 35 anni, sei nel CUN e non ti accorgi che questo è un manigoldo. 35, allora sono scemo io, capito? Sì, ero scemo io, ero rincoglionito, perché, dicevo, giustificavo sempre il comportamento di Pinocchio. No, sai, si è comportato così perché è un po' nervoso, sai, ha avuto molto da fare, sai, il suo ruolo è importante per 35 anni. Dopodiché succedono delle cose e io comincio a rendermi conto che c'era qualcosa che non andava, ed era semplice. Il ruolo di Pinotti in Italia era un ruolo istituzionale. Lui aveva il compito di fare l'uomo d'immagine. Per questo doveva andare in televisione e scrivere dei libri. L'uomo immagine in cui tutti coloro che avevano qualcosa a che fare con l'ufologia, tutti quelli che avevano una fotografia da far visionare, quelli che avevano una testimonianza da dare, la mandavano a Pinotti. E Pinotti ti diceva: grazie signora Rossi, lei ci ha mandato questa fotografia che verrà utilizzata per gli studi del nostro staff, le faremo sapere. Prendeva la fotografia, la metteva in un armadio e non la guardava più, perché il suo ruolo era quello di ramazzare tutto ciò che riguardava l'informazione e nasconderla. Era un ruolo che poi scoprirò a monte, quando avrò la cultura e i prerequisiti per farlo, perché allora non ce l'avevo, un ruolo che tutti i capi dei centri ufologici più importanti hanno avuto. Il NICAP, National Investigation Committee on a Real Phenomena, degli anni 50, fondato dai coniugi Lorenzen, aveva 25.000 tesserati. No? L'APRO, in America, un altro grosso centro di ricerca, Real Phenomena Research Organization, aveva migliaia di persone, ma i capi erano persone sempre legate a gruppi di potere. Lo stesso centro John Allen Hynek, non ce lo dimentichiamo, era quello che poi la storia ci dirà, si presentava alle riunioni della CIA con 5 membri della CIA e lui non firmava i verbali delle riunioni, ed era il capo dell'ufologia mondiale. È quello che poi ci ritroviamo a dire: questo UFO è vero, questo UFO è falso. E cosa faceva John Allen Hynek? L'UFO vero ti diceva che era falso, e l'UFO falso ti diceva che era vero, perché quello era il suo compito, controllare dall'interno l'informazione. È più facile controllare l'informazione mettendo un capo al centro ufologico e non cercando di racimolare tutte le informazioni dappertutto. Si fa una fatica della Madonna, ed ecco che il ruolo in Italia di un presidente di un centro ufologico nazionale era quello, uguale in America, uguale in Belgio, dove la SOBEPS, gruppo belga di ufologia internazionale, aveva un ex poliziotto a presidente del gruppo. La situazione in Francia è analoga, ma è ora, sapete che l'informazione è importante, no? Allora, non so se lo sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io ora, in questo istante in Europa c'è un nuovo organismo che è fatto dai direttori delle 3 testate dei giornali più importanti. C'è Pinotti, c'è la Flying Social Review, per esempio, inglese, e c'è un altro giornale francese, se non mi ricordo male. Cioè i 3 direttori che si sono riuniti a fare una convention loro, cioè il controllo dell'informazione. Tra parentesi, questo tipo di controllo dell'informazione rappresenta qualcosa di finto, di falso, una scatola vuota in cui non c'è niente, non c'è nessuno. Ecco perché scrivo nell'articolo anche queste cose, perché la gente sappia che il Centro Ufologico Nazionale, nella figura del suo presidente, che ora è diventato presidente di questo centro finto
europeo, dove dentro non c'è niente, in realtà non fa altro che, se deve fare qualcosa, controllare l'informazione. È molto pericoloso dire, come ha detto solamente il dottor Pinotti, o chi per lui nelle trasmissioni televisive, noi siamo gli ufologi di Stato perché solo con noi i servizi segreti collaborano, perché questa è una cosa gravissima. Cioè, da una parte può sembrare al dottor Pinotti un titolo di merito aver detto questa cosa, dall'altra parte vuol dire essere collusi con i servizi segreti. Ma questo cosa vuol dire? Come si fa a essere collusi con lo Stato? Ma lo Stato è lo Stato, non puoi essere colluso, che ne so, col Presidente della Repubblica, no? Semmai sei un collaboratore del Presidente della Repubblica. Ecco, io siccome a me i servizi segreti invece mi stanno sulle palle, e ritengo che i nostri problemi, anche di natura politica, sono legati ai servizi segreti italiani, perché per quanto contino hanno sempre contato poco rispetto ai servizi segreti esteri, e mi rivolgo soprattutto ai servizi segreti francesi e americani e russi, che in Italia hanno fatto quello che volevano. Ecco, il dottor Pinotti vende il suo centro ufologico nazionale, perché lui dice di essere il CUN, lo dice apertamente, non me lo invento questo, lo dice apertamente, andando anche in quel posto a quei poveri disgraziati che fanno parte del consiglio direttivo del centro ufologico nazionale, e quindi sentendosi dire che non valgono niente, come i vari Bondi e Cicchitto rispetto all'onorevole Berlusconi, è uguale, non cambia nulla, stanno anche zitti, quindi figura di merda. Nonostante tutto, ecco, Pinotti vende il suo centro ufologico nazionale, se stesso e la sua scatola ai servizi segreti. Bella figura, dicono a Spezia, io sono spezzino, ve lo ricordo, cioè un qualche cosa che non si deve fare, perché dopo non puoi andare in televisione a dirmi noi facciamo l'informazione seria, no, te non fai nessuna informazione, e questo si vede banalmente, perché i lavori scientifici che il CUN ha pubblicato da quando ci sono io, che conosco il CUN, i lavori scientifici hanno un numero, ci sono contati, sono 0. Allora cazzo, dico io, possibile che tu non abbia fatto una ricerca scientifica seria? Ah sì, mi vengono in mente alcune pseudo ricerche scientifiche. Una, quella tanto sbandierata da un altro gruppo di sciamannati che si chiama CIFAS. Il CIFAS era un gruppo nel quale io ero stato tirato dentro dal CUN, ovviamente, come personaggio del Centro Ufologico Nazionale. C'erano dentro personaggi molto particolari, come Alfredo Magenta, che era il nostro rappresentante, nonché presidente della 10ª Commissione alle Nazioni Unite per le trasmissioni televisive e radio, quindi 6ª e 10ª Commissione, lui aveva praticamente in mano tutti e due i poteri, oppure Giulio Perrone, che ora non c'è più, è morto, che era un personaggio molto particolare perché era il figlio di un ex massone 33 della città di Bari, aveva un lavoro di copertura alla radio come speaker, ma in realtà aveva fatto la scuola di guerra aerea con il Mossad. Ecco, questi personaggi erano quelli che gravitavano all'interno del CUN. Io mi trovo nel CIFAS con questi qui, e il CIFAS fa un unico lavoro scientifico, il Super Spin. Il Super Spin, dove Magenta mi ha dato una mano, ma neanche più di quel tanto, era un'idea mia. Me ne vado via io, fine del CIFAS. C'è qualcun altro, un certo Pattera, che è stato anche direttivo del Centro Ufologico Nazionale, un biologo, Pattera. Ecco, Pattera, alcune cose di vaga natura scientifica ha tentato di scopiazzare in modo tremendo, senza capire neanche l'analisi di quello che faceva, dai miei lavori. Pattera è uno che dice, per esempio, nei convegni, uno di questi convegni lo tenne a Lucca qualche anno fa, sempre con Rossi e Tambellini, quelli di prima che prendono freddo sulle montagne a cercare gli UFO durante la notte. Pattera disse che aveva trovato la relazione tra gli UFO sui cimiteri e i cimiteri, cioè perché gli UFO vengono visti spesso sui cimiteri. Gli UFO vengono visti spesso sui cimiteri perché gli alieni sono parenti dei morti. Ecco, questo è Pattera.
Allora, questa cosa qui è tremenda. Noi ci stiamo affidando a un gruppo di persone che spara una marea di idee che sono veramente molto poco scientifiche, anzi, oserei dire deliranti, e si erigono a paladini dell'informazione. Nel frattempo la storia andava avanti. Io vedevo un po' questa gente, ma siccome io non voglio andare da Pattera e dirgli, senti, ma te la laurea, chi te l'ha data? È brutto, poi io sono uno che sta nel mio, e allora cosa faccio? Allora lascio stare, tanto faccio i cavoli miei. Poi un bel giorno succede una cosa tremenda, succede che il dottor Pinotti mi dà un incarico, mi dice, senti, devi andare a Genova perché c'è un signore che si chiama Valerio Lonzi che dice di essere stato rapito dagli alieni, come al solito, siccome l'unico che si muoveva nel Centro Ufologico Nazionale, l'unico che faceva le ricerche sul campo, perché non si è mai mosso un cane di nessuno, ero io vado a Genova e da lì nasce quello che dopo 2 o 3 anni nascerà il dossier, che è il dossier che darà origine al libro Gli UFO nella mente, è il caso Valerio Lonzi, il primo caso di cui io mi occupo per conto del Centro Ufologico Nazionale. Vacci te, mi aveva detto Pinotti. Senti Corrado, ti interrompo un attimo e poi riprendi qui dal caso Lonzi se vuoi. Siccome spesso le persone fraintendono quello che sta all'interno delle parole, noi sappiamo che CUN sta per Centro Ufologico Nazionale, Esatto. e molte delle persone che ci seguono potrebbero pensare che sia una sorta di organo di Stato, un qualcosa di statale, proprio perché dietro l'ultima parola c'è nazionale. Ci vuoi specificare, prima di andare avanti appunto col caso Lonzi, ci vuoi specificare che tipo di organizzazione è? Sì, guardate, il Centro Ufologico Nazionale non ha niente a che fare con un organo di Stato, sono i componenti del Centro Ufologico Nazionale che ti fanno credere, secondo me con un messaggio sbagliato e falso, che le cose stiano così. In realtà, una volta mi presi la briga, un giorno che ero più incazzato del solito, di scrivere al secondo reparto dell'aeronautica, chiedendogli, a seguito di un articolo che era uscito su un giornale, su un quotidiano, dove il dottor Roberto Pinotti diceva di essere un collaboratore del secondo reparto dell'aeronautica, chiesi al secondo reparto dell'aeronautica di darmi spiegazione su questa cosa. Il secondo reparto dell'aeronautica mi mandò il giorno dopo una mail in cui mi disse assolutamente non c'è nessun Centro Ufologico Nazionale che è il nostro collaboratore, ci sono varie motivazioni perché noi non possiamo collaborare con nessun centro ufologico privato, siamo dei militari, non c'è nessuna relazione tra questo. Mi mandò la mail e ci allegò anche un virus che mi fece saltare tutto il computer. Questa fu la risposta del secondo reparto dell'aeronautica. Quindi possiamo fare pulizia dicendo che il Centro Ufologico Nazionale, benché abbia nell'ultima lettera CUN la parola nazionale, in realtà è un'organizzazione privata. Sì, è un'organizzazione privata, è vero. Nazionale vuol dire poco, vuol dire veramente molto poco, cioè è un termine che può essere misinterpretato da questo punto di vista. Loro non hanno la divisa, a meno che, come dice l'aeronautica militare, loro non collaborano. Pinotti continua a dire che collabora però con il SISMI. Ora il SISMI è il secondo reparto dell'aeronautica militare, quindi con i servizi segreti, che si chiamavano SISMI. Pinotti ha però sempre, diciamo in qualche modo, infestato, se così si può dire, ma lo dico anche in termine positivo, l'ambiente del CUN, Centro Ufologico Nazionale, con soggetti in divisa. Soggetti in divisa con cui lui ha sempre partecipato a riunioni private. Per esempio c'è questo colonnello Privitera, poverino, il quale era il colonnello della scuola di guerra aerea di Firenze, con il quale Pinotti aveva sovente dei rapporti. Il Privitera lo portava in giro per l'Italia a fare delle indagini, lui e Privitera insieme. Poi Privitera poi va in pensione, diventa generale, viene ammazzato in circostanze molto misteriose, tant'è vero che poi i giornali, quando questo signore
passa miglior vita, lo chiamano il generale degli UFO, perché tutti sapevano che Privitera lavorava, non era un segreto. Quello che la gente non sa è che alcune cose si sanno sui rapporti tra Privitera e Pinotti, ma abbiamo il sospetto che forse ci siano delle altre cose che non si sanno, come per esempio quando Pinotti andava a parlare con un altro maggiore, mi sembra che si chiamasse Redditi, del Cesis di Roma, Redditi. Io ho una memoria non molto buona, ma questo nome ora mi è venuto in mente come un flash. Allora mi telefonava sempre pochi momenti prima, perché tecnicamente ci voleva andare da solo, però non poteva dire ci vado da solo. Allora mi diceva, sai, fra domani mattina alle 9, e sono le 2 di notte, domani mattina alle 9, allora sono stato chiamato, vado dal maggiore, mi sembra che fosse un maggiore, allora, Redditi, a Roma, davanti alla stazione c'è l'ufficio del Cesis, e devo parlare con lui, eccetera, eccetera. Puoi venire? E no, dico, io non posso venire, è le 2 di notte, domani ho gli esami, ho lezione, eccetera, eccetera. Quindi da una parte c'era l'idea che voleva far vedere che insomma mi invitava a questa cosa, però poi non succedeva niente. E io cercavo di dirgli, guarda, se vedi questo signore, cerca di spiegargli qual è la situazione italiana, cerca di dirgli le cose. E lì però Pinotti tornava e gli dice, gli hai detto questo? Gli hai detto, sì, no, abbiamo parlato, che lui mi ha detto che bisogna fare, cioè era Redditi che dava delle istruzioni al CUN su come ci si doveva comportare. È bene fare questo, non è bene fare quell'altro. Avevamo anche un altro signore che era un tenente colonnello, mi sembra, dell'aeronautica militare, che era in lista per fare, pensate, il pilota della capsula Apollo spaziale per l'Italia, e che ogni tanto me lo ritrovavo in casa di Pinotti perché lui veniva a darci le istruzioni. Voi dovete fare un super CUN, non dovete essere un gruppo libero, aperto a tutti, dovete stare tutti chiusi, nascosti, così quando voi siete chiusi nascosti allora a noi vi si passa le informazioni. E a me questa cosa mi faceva girare le palle, perché io in realtà, se sono del Centro Ufologico Nazionale, sono per dare l'informazione, non per tenermela per me nascosta, ma in realtà evidentemente avevo delle idee completamente diverse. Che dire, erano momenti in cui il CUN era pieno di questi militari che passavano, venivano, entravano. Lo stesso Attilio Consolante, generale dell'aeronautica militare, ogni tanto andava a trovare Pinotti sul posto di lavoro. Lui lavorava alla Lancia. Prima di essere licenziato dalla Lancia, lo licenziarono perché, con una scusa, lo licenziarono perché lui gli dissero che faceva le fotocopie con centinaia, sapete Pinotti come fa? Centinaia di migliaia di fotocopie con la macchina fotocopiatrice della ditta. E lo licenziarono in tronco. Pinotti fece causa e la perse, rifece ricausa e la riperse, rifece ricausa e la riperse, e quindi si venne buttato fuori per praticamente questo tipo di problematica. Senti, Al di là, scusami se ti interrompo, so che c'hai anni e anni di storia da raccontarci. Ti volevo riportare un po' sul canale che parlavamo prima. Eri rimasto intorno agli anni 90 e affronti per le prime volte il caso Lonzi. Da lì ne esce fuori un libro che appunto è Gli UFO nella mente, del quale ne hai parlato veramente tanto nelle tue conferenze e hai dato modo anche di comprendere all'Italia tutta le cose che stavano succedendo. Fino a che ora siamo arrivati a questo articolo, Il fratello della stupidità, dove qualcuno ha scritto su internet: Corrado sta sparando a zero su chiunque, proprio perché hai menzionato insomma parti del governo, il Vaticano, hai sparato sul CUN. Ci vuoi dare una specifica, una rettifica su queste cose che sono state dette, di modo da anche troncare questa polemica, e poi casomai andiamo avanti anche negli aspetti più scientifici della tua vita? Sì. No, ma io in realtà non sparo a zero su nessuno, anche perché considero il CUN nessuno. Cioè, bisogna sfatare un mito, devo dire la verità, come al solito, come ho detto, con Bellini, con il CUN, con Ciso. Io non c'ho niente contro queste persone, io però accuso semmai queste persone di rilasciare cattive informazioni, ad usum delfini.
più, e che io non permetto, perché finché ci sono io devono passare sul mio cadavere prima di poter rilasciare informazioni e sperare false e sperare che io non dica niente. Quando io scrissi il libro di Lonzi, con questo manoscritto in mano, un giorno vado a trovare Pinotti a Firenze e gli dico: questo è tutto il resoconto della ricerca che ho fatto su Lonzi, tieni, te ne do una copia. E ne do una copia qualche giorno dopo, alla prossima riunione del direttivo, a tutti i componenti del consiglio direttivo, uno per uno. Allora, questo bel librone, Pinotti dice: cosa ne facciamo di questo bel librone? Se ne potrebbe fare un libro, io ti potrei fare la prefazione. E io dico: ferma, ci sono scritte delle cose che sono importanti, sarebbe bene che tu lo leggessi, te ne ho parlato tanto per telefono, tutte le volte, però te ti addormentavi quando io ti spiegavo cosa succedeva durante le ipnosi del Lonzi, quindi sarà bene che tu prima lo legga. No, è sicuramente eccezionale. Telefona all'editore, in 5 minuti dice: sì, va bene, mi mandi il manoscritto. Gli mando il manoscritto, Pinotti mi scrive la prefazione, esce il libro, che ha avuto 2 edizioni, mi sembra di ricordare, non me lo ricordo neanche più, quindi qualcosa come 35.000 copie, ecco, voglio dire. E a quel punto si storicamente inserisce quella che è la scissione tra me, Baiata, e Marcelletti, che stava dalla nostra parte, anche se non se lo ricorda nessuno, con il resto del CUN. Alcune cose erano accadute e noi ci rendiamo perfettamente conto che Pinotti è legato ai servizi segreti americani. O crediamo di renderci conto di questo. E le cose cambiano i rapporti che Pinotti ha con me, perché dice apertamente a tutti subito che è vero che lui ha scritto la prefazione del libro, ma non l'ha mai letto. Allora, il che può essere anche vero, perché Pinotti ha un problema, che è quello di voler mettere il timbrino su tutte le ricerche di tutti, facendo vedere che comunque è sempre lui che organizza tutto. Deve fare questo perché il suo ruolo è un ruolo di rispetto ai servizi segreti che gli hanno dato questo ruolo, servizi segreti americani, che gli hanno dato questo ruolo, è un ruolo di controllore. Quindi il libro può uscire solo se c'è scritto Pinotti da qualche parte. E così lui, è per questo che voleva far uscire il libro, perché voleva marcare con la sua pipì, come fosse un leone nella foresta, anche la mia ricerca. Io non ci trovo nulla di male, ci poteva anche scrivere Roberto Pinotti, io gliela vendo, cioè gliela regalo. La ricerca sono dati, non sono miei, sono di tutti. Non c'era problema. E da questo punto di vista comincia a dire che questo libro contiene una marea di cazzate, che non è vero niente, che lui non l'ha visto, che io deliro nell'aver scritto questo testo e che loro non ne sapevano niente. In realtà tutto il consiglio direttivo aveva avuto una copia del manoscritto mesi prima della pubblicazione. Aldo Rocchi, che allora era nel consiglio direttivo, Lissoni, che è l'ufologo con la camicia verde, e altri come il generale Marcelletti, tutti avevano il manoscritto. Tutti negheranno di averlo mai avuto. È forte questa cosa, troppo divertente. È pazzesco. È divertente. Tutti negheranno di non averlo mai visto questo testo. Non solo, ma Lissoni da Milano si precipita a Genova e comincia a minacciare il nostro testimone, il Lonzi, e anche la sua amica, la signora Di Meo, mi sembra che si chiamasse, di dover ritrattare, cerca di mercanteggiare una ritrattazione. Il Lonzi la prima cosa che fa è minaccia sia il Centro Ufologico Nazionale nella figura di Pinotti che nella figura di Lonzi di accusarli per vie legali, perché queste erano accuse gravi che si muovevano contro il Lonzi, che invece era un testimone che aveva detto la verità. Allora cercano di prendere Moretti. Moretti era l'ipnologo con il quale avevamo lavorato.
Per Moretti ci penserà D'Ambrosio, cercherà di telefonare, anzi telefonerà, Moretti mi ha detto così, D'Ambrosio un paio di volte, cercando di fare in modo che Moretti sconfessasse me e il mio operato, tenendosi salvo fuori lui. Moretti mi telefona e mi dice: ma questo D'Ambrosio chi è? È matta che mi telefona e mi dice questa cosa, ma chi è? Cosa ne sa lei della... E io vedo che c'è il tentativo di, come Berlusconi sta facendo con il Bunga Bunga, uguale, fare con me ai tempi del libro dell'Onzi. Io me ne strafrego. E cosa faccio? Vado avanti per la mia strada, tanto ormai eravamo fuori. Avevamo capito che Pinotti era legato ai servizi segreti e avevamo capito che stava succedendo una cosa tremenda, cioè Pinotti stava perdendo potere. E il potere lo stava perdendo perché la rivista andava bene. La rivista in mano di Baiata andava bene, si vendevano un sacco di copie. Noi eravamo in televisione una settimana sì e una settimana no. Pinotti non se lo filava più nessuno, perché chiacchierava ma riempiva di vuoto l'aria attorno a sé, come peraltro continua a fare ora, che è sempre fatto. Quello che succede, che deve essere successo, perché io non lo so, lo suppongo, è che qualcuno sia andato da Pinotti e ha detto: oh, ma non dovevi controllare la situazione? Questi stanno andando avanti con l'informazione, stanno portando avanti l'informazione in televisione. La trasmissione di Misteri in 3 puntate ha fatto uno share di 7-8 milioni di persone. Queste cose non si devono dire, non si deve parlare di UFO. E allora Pinotti cominciò a cercare di recuperare terreno. Non riuscì a recuperare terreno e cominciò in parte a trafugare materiale ufologico dalla redazione di Monteverde. Il povero Baiata, il quale vuole stare sempre molto fuori di queste cose perché c'è tutto un sacco di problemi, quindi non gliene diamo di più, mi telefonava e diceva: ma lo sai che è sparita della roba, io non so dove è andata a finire, qua e là su giù. Un bel giorno ci telefona un ufologo, mi sembra che fosse Gerhard, un ufologo dell'America Latina, che ci dice: allora non so più niente di quella fotografia che vi ho mandato di quell'UFO che hanno fotografato in America Latina. E Baiata gli risponde: quale fotografia? Quella fotografia fatta così, così, così e così, ma noi non l'abbiamo mai ricevuta. Si scopre che la posta l'aveva presa Pinotti, si era portata a casa la fotografia, si prende Pinotti e gli si dice: scusa, ma questa fotografia, no, non ce l'ho, mai esistita, mai vista, mai... Alla fine, messo alle strette, la settimana dopo porta una fotocopia di quella fotografia, facendo credere che quella era la fotografia che aveva. In realtà lui si era fottuto la fotografia vera, e come quella fotografia tanto altro materiale. Mi ricordo per esempio il caso di Mohenjo-Daro. Nel caso di Mohenjo-Daro ebbi 3 campioni da far analizzare. Mohenjo-Daro è quella città del Pakistan dove si pensa ci sia stato diversi migliaia di anni fa un'esplosione di una bomba atomica da teatro, quindi qualcosa che rappresenta l'esistenza di una tecnologia avanzata quando non ci doveva essere. I 3 campioni mi vengono dati da Giulio Perrone, che era amico di David Davenport. David Davenport è quello che aveva scritto il libro su Mohenjo-Daro e sulla possibile realtà di una India evoluta pre-diluvica. 3 pezzi, io faccio analizzare questi 3 pezzi, non li posso analizzare in laboratorio perché io non ho un laboratorio adatto per i radionuclidi, e li faccio analizzare da Moreno Tambellini, che è sempre quello di prima che guarda gli UFO passare di notte al freddo, che lavorava al Kamen di Livorno. Il Kamen è una struttura americana dove si studiano le cose radioattive. Mi riporta i risultati dei campioni e mi riporta i campioni. I campioni poi i risultati verranno pubblicati da me, perché ci scriverò un articolo, lo scriverò su internet, lo dirò a tutti. Guardate, abbiamo trovato questi campioni che sono radioattivi. E sto per ridare i campioni a Giulio Perrone, erano i suoi, me li aveva dati lui. Pinotti si mette nel mezzo e dice: consegnali a me i campioni, che li do io a Giulio Perrone. Io gli consegno questi 3 campioni. Non ne so più nulla.
Dopodiché un bel giorno mi telefona Giulio Perrone e mi dice: senti, scusa, ma quando è che mi riporti il terzo campione? Quale terzo campione? Io te ne ho dati 3, Pinotti me ne ha ridati 2. È da lì che si capì che Pinotti si tenne uno di questi campioni, perché o l'ha perso in un tombino per la strada, come è successo a un noto ufologo franco-americano su uno dei campioni di Ubatuba, racconta così per dire che lo ha perso, però sono quelle la storia. Io non so questo campione cosa ha fatto, non posso dire lo ha preso Pinotti, però questi sono i dati, poi gli altri facciano quello che vogliono, cioè si immaginino anche pure tutte le verità di questo mondo, io non lo so, però è lecito pensare che qualcosa sia rimasto incollato alla mano di Pinotti. Senti Corrado, io intanto ti ringrazio, so che ne avresti veramente per ore e ore e ore di questa storia che ti appartiene e l'hai vissuta. Dico ai nostri ascoltatori che abbiamo anche introdotto un po' di parte del libro Gli UFO nella mente, che è edito Bompiani, e abbiamo parlato un po' di questo articolo Il frattale della stupidità, che è scaricabile gratuitamente sul tuo sito ufficiale www.ufomachine.org. E adesso manca, diciamo così, un poco meno di una mezz'oretta. Vorrei introdurre anche un po' della parte dello scienziato e di come ti districhi con questa mansione. Quindi ti avverto che sarò un po' provocatorio, come al solito, per darti l'opportunità di rispondere ad alcune perplessità che si leggono sul web. La cortesia che ti farei è che ti farò 4-5 domande, ancora ti chiedo di essere molto sintetico, dopodiché ho una domanda proprio apposta per te da chimico. Quindi parto subito con la prima. Corrado Malanga le prova le tecniche su se stesso, e per tecnica intendo il Simbad, la Flash Mental Simulation o l'ipnosi? No. Non ho mai fatto un Simbad in vita mia, non ho mai fatto una simulazione mentale in vita mia, e non ho mai fatto quello che è il nuovo lavoro che sta per uscire, cioè il TCT dinamico, il Clear Color Test dinamico. Mai. Perché? C'è un motivo. Certo. No? E me l'hanno chiesto in tanti questo, no? C'è un motivo. E il motivo è semplice. I test li ho inventati io, l'ho fatti io. Quindi io non posso, con tutti i particolari, dentro e fuori, non posso immedesimarmi in questo test, perché ne sarei comunque influenzato, essendo io quello che ha creato il modello. Io, per me, dovrei creare o utilizzare un test che ha creato un altro, che ha fatto un altro. Questo è un classico di tutti i test. Non puoi provarlo su te stesso, e non c'è niente da fare, perché comunque invalideresti i dati. Te dici, ma non... E poi c'è un altro aspetto della questione che può essere interessante, forse più umano che scientifico. Non hai mai provato a fare un Simbad? Il Simbad, lo ricordo, per chi non lo sapesse, è una simulazione mentale in cui nella testa ti immagini di vedere la tua anima, la tua mente e il tuo spirito, e di dialogare con loro. No, non l'ho mai fatto. Per quale motivo? Anche per il motivo che non me ne può fregare di meno. Cioè, come? Non c'hai voglia di parlare con la tua anima, la tua mente e il tuo spirito? No. Perché? Perché non ne sento il bisogno. E perché non ne sento il bisogno? Boh, non lo so, però non ne ho mai sentito il bisogno. Senti, c'è qualcuno che ha commentato che potrebbe sembrare una contraddizione con quello che dici al riguardo dell'osservato e dell'osservatore in alcune delle tue conferenze, e che insomma sostieni che per osservare appunto bisognerebbe starci dentro, ma penso che tu abbia risposto in maniera abbastanza consona anche a questo dubbio. E vado subito con l'altra domanda. Come fai a formare un gruppo di lavoro? Sappiamo che ce n'è uno pubblico, un tuo gruppo ufficiale sul sito ufomachine.org, e ci sono tutte le email, insomma, di contatto per questi ragazzi, ma ce n'è anche uno che magari non è pubblico e tuttavia collabora con te? Certamente, ci sono delle persone che ancora non fanno parte della lista, che stanno per entrare a far parte della lista, e ci sono delle persone che stiamo in parte preparando perché in un futuro facciano parte della lista. La scelta è una scelta che non la faccio solo io, in realtà la può fare anche qualcun altro. Per esempio, alcuni nominativi mi sono stati indicati da altre persone della lista, con le quali
si lavora, perché è un po' un ragno con tante zampe da cui nascono tante zampe, siamo in cascata. Io ho un criterio di scelta delle persone, è un criterio, vorrei dire, vedete, qui c'è il criterio anche della persona che fa gli esami. Ora io la settimana prossima devo fare gli esami di organica 1, organica 2 e organica 3, perché sono in queste 3 commissioni, in questi 3 esami, sempre per rispondere a quelli che dicono che io non faccio il professore. Uno studente che mi viene, che sa tutto, che è bravo, eccetera, eccetera, gli dai 30 perché sa tutto, ma a me mi piacerebbe di più dare 30 alla persona che è intelligente, non a quello che sa tutto. Quindi io diffido sempre delle persone che si laureano con 110 e lode, perché l'esperienza mi porta a dire che questi della vita sono un po' coglioni. Facciamo un esempio banale, non c'è un personaggio importante nella storia dell'università italiana che sia mai uscito dalla scuola normale superiore di Pisa. Enrico Fermi, povero disgraziato, è stato buttato fuori 4 anni di seguito dalla scuola normale ed è rientrato rifacendo il concorso tutti gli anni. Infatti, non essendo in grado di sopportare gli esami della normale, poi ha vinto il Nobel. Ecco, io cerco di fare in questo modo e poi ho un criterio tecnico di autoselezione. Metto le persone in un contesto sovente molto difficile, loro non se ne accorgono e non se ne devono neanche accorgere. Se resistono per un po' bene, se non resistono scoppiano. Quelli che scoppiano non li prendiamo quelli che resistono. Siccome avere a che fare con le ipnosi ti porta di fronte a un processo di transfer e controtransfer pesantissimo, solo le persone che hanno 4 coglioni riescono ad andare avanti, gli altri muoiono subito. Quindi c'è una selezione spietata, diciamo. Senti, a proposito delle informazioni sulla griglia olografica o sugli alieni o quant'altro che abbia a che fare appunto con il fenomeno delle abduzioni, hai delle tecniche specifiche che usi o comunque è sempre un work in progress? È sempre un work in progress. Stavo riflettendo proprio oggi pomeriggio con una psicologa, perché dovete sapere che da me ormai vengono a trovarmi gli psicologi, gli psichiatri, mi mandano i loro, chiamiamoli pazienti tra virgolette, poi mi dicono sai queste cose non le possiamo dire in giro, se no la medicina ufficiale non vuole, però i tuoi sistemi funzionano, noi con i tuoi sistemi ci guariamo i pazienti. Ecco, questo è un primo momento in cui anche parte della medicina ufficiale, della scienza ufficiale, sta prendendo coscienza di quello che stiamo facendo e siccome i nostri metodi sono pubblicati e ci sono dappertutto e sono fuori, possono essere chiaramente utilizzati e provati dappertutto. Per esempio, perché non prendiamo un Benny del Kuhn e gli facciamo provare un ben PCT dinamico? Non dico su di lui se lo impara, se lo studia, ci prova, ci dimagrisce un po' che gli fa bene e vediamo se funziona. No? Prima di dire che noi scriviamo cazzate, visto che il problema è lì e noi lo abbiamo detto, l'abbiamo tirato fuori, è lì, provalo, no? Dopo che l'hai provato mi dici non funziona e noi ne prenderemo atto. A me funziona, magari prenderò atto che te non lo sai far funzionare, ma quella sarà una seconda situazione. Quando abbiamo cominciato con l'ipnosi, io, dopo Valerio Rossi, pensavo che non saremmo più andati avanti, che più di lì non si poteva scoprire. Per fortuna esco dal Kuhn e da quel momento ho mano libera e posso fare le mie ricerche senza che non ci avessi fra le palle i militari del Kuhn. Certo. Oppure Pinotti che mi diceva no, di questo non si deve parlare, di Ustica non si può parlare, perché i militari ci hanno detto che di Ustica non si deve parlare. Ma chi se ne frega dei militari? Invece abbiamo inventato un'ipnosi profonda, migliorata, meravigliosa, in cui in una sola seduta, 1 ora e 60 minuti, si portava fuori il soggetto dalle palle degli alieni. E poi abbiamo inventato la simulazione mentale flash, che durava 1 ora e 20 senza ipnosi. E poi abbiamo inventato il TCT dinamico, che ancora non è pubblicato, che in 1/4 d'ora, la procedura centrale, poi il resto dura un po' di più, ma la procedura centrale del TCT dura 1/4 d'ora, senza ipnosi,
funziona, ed è una metodologia che funziona anche se la applichi a un contadino dell'Amazzonia, perché è un qualcosa di totalmente archetipico. Ecco, allora a questo punto io mi chiedo, fra un anno sicuramente ci avrò un'altra cosa fra le mani, che ora non so assolutamente che cosa sarà. Senti, sempre in velocità, ti chiedo ancora la cortesia di essere sintetico, ti faccio altre 2 domandine veloci e poi dopo ti lascio un po' la palla per quanto riguarda invece un discorso un po' più complesso. A proposito di queste tecniche, no, che ti inventi e che appunto inventate anche con il gruppo che avete, ti vorrei chiedere quali sono le tue esperienze formative in ambito PNL e per quanto riguarda l'ipnosi? Sì, dunque, vi dirò subito, io ho fatto 2 anni e mezzo di ipnosi pratica con Moretti, situazione in cui le ipnosi le conducevo io, perché quando le conduceva Moretti non si riusciva ad andare oltre. Moretti provò con Valerio Lonzi, mi sembra 3 o 4 volte l'ipnosi e non ci fu niente da fare. Allora chiesero a me, tra parentesi lo fecero all'insaputa mia, chiesero a me di poter in qualche modo portare avanti questo esperimento e io introdussi alcune regole fondamentali e da lì partì tutto quello che è poi stato il libro dell'Onzi. Certo. Poi ho lavorato anche un po' con un altro ipnologo di Roma, Giuseppe Sferrazza, che quando me ne andai dal CUN rimase all'interno del CUN nel gruppo gestito a questo punto da Giulia D'Ambrosio, quella che io avevo pensato non fosse adatta a fare questo tipo di lavoro, di cui si parlava prima. E quindi io sul campo avevo fatto da assistente ad ipnologi di professione per anni. Avevo letto una marea di libri, il primo libro di ipnosi l'ho letto a 15 anni. Si chiamava Autoipnosi, è di un certo Lawrence Sparks, che è uno psichiatra californiano, e dissi, questo libro è interessante, lo metto nel cassetto, vedrai che un giorno forse mi serve. Senti, quindi, ancora una domanda velocissima. Ci sono dei temi che poi piano piano sono stati abbandonati anche nel percorso che hai fatto, però io leggendo ultimamente mi è venuta questa idea, per quanto riguarda l'LGO. Non se ne parla più, ma ci vuoi dire veramente in breve che cos'è e se ancora viene utilizzato? Sì, noi non lo usiamo più. L'LGO, il lettore di griglia olografico, nasceva dall'esigenza di produrre un modello, che oggi è il TCT dinamico, che non è ancora stato pubblicato, un modello per cenestesici. Il cenestesico è quello che fa fatica a vedere le cose nella stimolazione mentale, quindi gli devi fornire una simulazione mentale ricca di sensazioni corporali e povera di immagini. L'LGO quindi tentava di sopperire alla mancanza di capacità di visualizzazione della gente, che non riusciva a fare il Simbad. Il Simbad, a sua volta, nasceva dall'esigenza che io non potevo mettere in ipnosi 650.000 italiani, che sono più o meno sulle nostre statistiche quelli che hanno il problema dell'adduzione. Volevo costruire un modello mentale self-consistent, cioè che la persona potesse applicare su se stesso. Ha avuto un grandissimo successo questa cosa qui sicuramente, l'LGO molto meno, perché è stato applicato molto meno, perché i cenestesici sono molti di meno in percentuale che non i visibili auditivi. Senti, ora ti pongo questa domanda un po' più da chimico, premetto che siamo al ridosso della chiusura, abbiamo un'altra decina di minuti e vorrei porti un altro po' di domande, vedi tu come potertele gestire, però io ti faccio questa introduzione. Allora, la dimetiltriptamina, cioè chiamata DMT, è una triptamina endogena allucinogena, presente anche nel fluido cerebrospinale, ma sembra che si possa estrarre anche da alcune piante, per esempio la pianta dell'ayahuasca, che è appunto un estratto vegetale che contiene la DMT e è preparato da dei popoli amazzonici o comunque la cordiera delle Ande e viene usato dagli sciamani
i riti di visione e di comunicazione col divino. Sì. Ora, sembra che ci sia una ricerca al riguardo e che dice che le persone sottoposte a questa sostanza parlino di un tipo di esperienza di Obe e di aver visto anche, chiamiamoli così, degli extraterrestri. Tu da chimico, come ce la puoi spiegare e come fai interagire queste cose con il fenomeno delle adduzioni? Innanzitutto da chimico ho fatto 2 anni e mezzo di tesi sulla sintesi di composti di nucleo indolico, cioè quelli della dimetiltriptamina. Quindi il mio primo lavoro pubblicato sul Journal Heterocycle Chemistry riguarda proprio la sintesi di questi composti. Come ti dirò, la vedo, questi composti, come la dimetiltriptamina, come il peyote, il mescal, l'acido lisergico, hanno il nucleo indolico fondamentale. Il nucleo indolico è anche quello del triptofano, cioè di un aminoacido fondamentale. Viene secreto dalla ghiandola pineale, come la serotonina, per esempio, no? La serotonina o la melatonina. Quindi vedete, sono tutte molecole che hanno simili strutture molecolari e quindi attività biologiche molto simili. La serotonina di acetilasi trasforma la serotonina in melatonina e la melatonina produce una serie di cambiamenti chimici all'interno della ghiandola pineale, quella che gli antichi chiamavano il terzo occhio. Ebbene, quindi quello che accade è una stimolazione della ghiandola pineale che potrebbe produrre una visione dell'universo olografico più reale di quello che non sembri. Ricordiamo che la ghiandola pineale praticamente sente il campo magnetico, mentre altre ghiandole risentono del campo elettrico e del campo gravitazionale, cioè sono quelli che sono i 3 chakra della testa praticamente. Quindi attraverso una modifica chimica del sistema biologico si potrebbe pensare che la pituitaria, la carotidea e la pineale costituissero i 3 occhi per vedere il campo elettrico, il campo magnetico e la gravitazione, cioè vedere l'universo come in realtà è. E siccome l'universo è senza spazio e senza tempo e senza energia, secondo quella che è l'idea dell'universo olografico di Bond e secondo quella che è la visione di neurofisiologo Pribram, noi possiamo dire che queste molecole potrebbero indurre stati di percezione allargata, no deviata, allargata, per cui l'essere umano potrebbe essere cosciente di realtà che sono qui, ma di cui lui non si rende conto perché non ha coscienza che esistono. La coscienza allargata però di questo tipo si richiude quando te hai finito l'effetto del farmaco. Invece con l'ipnosi ottieni lo stesso effetto e tieni la pineale larga, cioè aperta per sempre, cioè l'acquisizione di coscienza che ti fai con un cammino personale non torna indietro come il cammino chimico. Grazie mille, sei stato proprio tecnico da questo punto di vista e spero che i nostri radioascoltatori abbiano compreso un po' di più come si gestiscono queste cose anche nell'ambito adduzione. Senti, per quanto riguarda i temi che divulghi, spesso dici nelle tue conferenze che se divulghi 3 hai in tasca almeno 20. Come capisci quanto far passare e quanto no? E soprattutto come fai a integrarlo con il tuo gruppo di collaboratori? Ma io in realtà cerco di dire tutto e di non tralasciare niente, di non nascondere nulla. Chi nasconde semmai sono i centri infologici di Stato, non certo io. E questo chiaramente lo si vede sui giornali che pubblicano, giornaletti che scrivono. Ma ci sono delle cose che io posso avere come dati, che però non sono ancora chiari, non sono ancora definitivi, e quindi me ne guardo bene di dire una cosa che poi sono costretto magari in futuro a dire: sapete, mi ero sbagliato. Ecco, quella è la parte di roba che io non pubblico, che però appena ho capito tirerò fuori. Senti, che cosa pensi dell'esoterismo, delle religioni, dell'alchimia, della mitologia? Pensi che ci siano ancora realtà nascoste da tirare fuori all'interno di queste materie?
Ma va detto subito che per quanto riguarda questo che è il mondo esoterico che è legato al mondo della regola, dove ci sono delle regole da seguire, le grandi religioni, religo vuol dire metto sotto delle leggi, obbligo a seguirle, questi gruppi che poi fanno sempre capo a gruppi di potere più o meno noti, hanno una caratteristica fondamentale: si rifanno innanzitutto a rituali, e dove esiste il rituale esiste la regola, e dove esiste la regola esiste la mancanza di coscienza. Perché? Perché chi per esempio è animico non ama le regole, perché sa chi è, perché oltre ad avere la coscienza di spirito e di mente ha anche la coscienza di anima, quindi una coscienza ne ha tanta, sa chi è, non ha bisogno di seguire delle regole. Invece chi non è animico ha la coscienza di mente, ha la coscienza di spirito, ma non ha la coscienza di anima, quindi è meno cosciente di sé, cioè non sa chi è. Il non sapere chi sei ti porta a integrare quella che è la tua identità nella identità di un gruppo. Così è il gruppo che decide per te chi sei, cosa fai e come ti devi comportare. Quindi il non animico, cioè l'80% delle popolazioni nel mondo, secondo il nostro modesto punto di vista, il non animico è cattolico, segue le regole della Chiesa, o del gruppo di francobolli, del club di Topolino o del partito politico, c'è sempre, o è del gruppo dei metallari, c'è sempre un gruppo a cui lui si sente di appartenere, perché al di fuori del gruppo lui non si sente nessuno, cioè non ha coscienza di sé. Da questo punto di vista le lobby esoteriche e di potere sono lobby che si rifanno a quello che è in antico il potere dell'alieno. L'alieno viene qui e ti dice: tu, se vuoi, avrai la vita eterna, ti darò un po' di anima, ma mi devi aiutare a fare determinate cose, a governare questo paese. Chi governa è sempre un non animico. L'animico se ne fotte di governare, non gliene frega niente dei soldi, non gliene importa niente di imporre il tuo modo di vedere a un altro. E quindi ci troviamo di fronte a una società, quella del mondo di oggi, che è regolata, non potrebbe essere che così, da persone che sono poco coscienti di sé. Tra queste persone che sono poco coscienti di sé ci sono chiaramente tutte le logge massoniche del mondo, dalla Golden Dawn agli Illuminati, ai banchieri italiani e stranieri, e c'è insomma le persone che sono un po' più vuote dentro. L'animico non ha bisogno di questo. Senti, per quanto riguarda appunto la coscienza, tu quanto pensi di aver innalzato il tuo livello di coscienza stando all'interno appunto dell'argomento abduction da così tanti anni? Tanto. Se mi incontrassi per la strada un me di solo 2 anni fa non mi riconoscerei. Io non so se il cammino che io ho potuto fare sia tanto o poco, so che non avrei potuto fare questa cosa se non fossi uscito dal Centro Ufologico Nazionale. So anche che sono stato fortunato a non fare chissà quanta carriera nell'università, perché sennò avrei dovuto lavorare di più per fare più lavori, per ottenere più carriera, e avrei dovuto sprecare del tempo in una marea di cazzate come questa. Chi se ne frega di diventare rettore dell'università? Ora io ritengo che sia molto più importante essere riusciti a capire come è fatto l'essere umano e riuscire a capire quali sono i parametri per migliorarlo. Una cosa che io non avrei mai potuto fare se non avessi, e ritorniamo all'inizio della puntata della trasmissione, abbattuto quelle che sono le mie difese, aver buttato giù il muro di fronte alla comunicazione inconscia, ipnotica e subliminale che avviene quando io ho davanti una persona in ipnosi, mentre io vedo e soffro con lei delle pene che vede e soffre lei. Sei riuscito veramente a chiudere questa puntata. Io ti devo dire che purtroppo siamo arrivati in fondo e forse, ma anche senza forse, avremmo
ma ancora tanto, ma tanto da chiederti, Corrado, e guarda, sfrutto degli altri minuti per chiederti una sorta di benedizione, se così è possibile, visto che siamo ospiti del tuo sito ufficiale, dalla nascita di questa avventura, vorrei sapere che ne pensi di Radio UFOcast. La prima puntata non sono riuscita a sentirla, ho ascoltato la seconda puntata e a metà della seconda puntata mi sono accorto che io avevo finito il mio lavoro. E vi dico perché. Sì, certo, ci sarà un miglioramento delle cose, delle tecniche, andiamo avanti. Sentivo parlare delle persone nella seconda puntata, non mi ricordo neanche in questo momento di che cosa parlavate, e ho avuto l'impressione che aveste esattamente capito che cosa mi ero sforzato di dire in tutti questi anni. Cioè mi sono trovato di fronte a delle persone che avevano capito qual era il mio messaggio. In quell'istante ho detto, cazzo, non sono più solo, posso anche crepare, chi se ne frega. Questo è stato l'istante, il momento in cui ho capito che io avevo vinto la mia battaglia personale, perché questo era quello che io volevo ottenere, la mia battaglia personale. Io non ho per esempio una battaglia con il Kun, la battaglia con il Kun è già finita, da tempo loro hanno perso. Nella seconda puntata di questa trasmissione io ho capito definitivamente che avevamo vinto. Grazie Corrado, mi sto emozionando io a nome di tutti, ti ringrazio davvero, siamo in chiusura, spero che tu possa ritornare qui in radio a raccontarci ancora parte della tua vita e le nuove tecniche che ci hai detto che tra un po' verranno pubblicate, spero che venga tu stesso a raccontarcele. Noi siamo in chiusura e quindi ti ringrazio a nome di tutta la radio. Ma sono io che ringrazio voi. E quindi buona serata a te. Allora, Grazie. Allora, visto che siamo in chiusura, devo ringraziare anche il nostro collaboratore Michele Valeriani, perché è stato tutta la sera a raccattare domande su 1000 mics. Ci sei, Michele? Sì, eccomi qua. Beh, di domande ce ne sono state tantissime, tante hanno avuto risposta tra le righe della relazione di Corrado, tante sono naturalmente trovano facilmente risposta leggendo tutti i documenti, leggendo i testi, leggendo anche libri che non vengono solo da questo sito, da questa ricerca, ma che magari fanno parte della realtà intellettuale, scientifica, filosofica, contemporanea e antica. Le domande naturalmente più importanti, più preponderanti sono state quelle su anima, sono state il fascino di quest'anima che sembra tante volte intimorire chi pensa di non averla, o dire ci sono persone di serie A, persone di serie B, oppure quell'eterna disputa degli alieni buoni, alieni cattivi. Ecco, tutte queste cose hanno delle risposte, delle argomentazioni nei documenti, nei lavori fatti e nei contributi portati da questa ricerca e in molti testi di autorevoli ricercatori autonomi e indipendenti. Anch'io mi associo a te, Caruso, nel ringraziare Corrado per la sua testimonianza di questa sera. Saluto tutti i nostri affezionati radioascoltatori e alla prossima puntata. Grazie Michele, ovviamente un ringraziamento pazzesco anche a Massimo Del Genio che è stato alla parte tecnica. Ci sei, Massimo? Sì, sono qui, sì, grazie a voi, grazie a Corrado e alla sua esposizione che ho seguito con molto interesse. Ho cercato anche di rispondere a qualcosa nella chat pubblica, anche se alle volte, come diceva anche Michele, ci si rende conto che è un argomento talmente complesso, talmente vasto e così poco pubblicizzato che siamo veramente agli albori con la conoscenza. Ecco, infatti invito chiunque a fare un giretto su UFO Machine, scaricarsi le cose, darsi un po' di tempo per leggerle, studiarle, capirle soprattutto, e in questo modo si riuscirà magari a costruire anche la nostra radio con come si può dire, un'identità di conoscenze di base per poter andare avanti, invece di ripetere sempre le stesse cose, che alle volte può essere anche stancante, però anche divertente. Alle volte ci si diverte, però alle volte si rimane un po' delusi, un po' così
io chiedo scusa personalmente se delle volte sembro anche un po' stizzito nelle mie risposte, però in realtà è il mio senso dell'ironia che delle volte non viene capito spesso, per cui non c'è cattiveria da parte mia. Mi rendo conto però che personalmente ho fatto i miei bei sacrifici per studiare l'argomento e per arrivare a capirlo, e mi rendo conto che è veramente tutto pubblico, c'è veramente tutto, è lì, come ripeti tu spesso, è gratis, basta scaricarlo e leggerlo. Che ci vuole? Cioè, basta poco, che ce vo', come diceva quell'altro, no? Per cui saluto tutti e alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie Massimo. Benissimo, cari radioascoltatori, anche stasera siamo arrivati in fondo a questa puntata che ha sposato l'incontro tra la scienza e la magia. È stato un viaggio veramente profondo dentro gli aspetti più sociali e intimi della persona di Corrado Malanga. Io spero che siate rimasti piacevolmente sorpresi di conoscere ancora nuove informazioni di un personaggio pubblico del quale spesso si perdono le origini e i fatti della vita comune di tutti i giorni, che invece a nostro avviso formano il contenitore di valori e concetti formanti l'educazione e la formazione di un individuo. Spero vivamente che ci faccia ancora la gradita cortesia di ritornare qui in redazione e parlarci ancora dei temi interessanti. Intanto ricordo ai nostri radioascoltatori che la puntata di oggi la potete trovare gratuitamente scaricabile sul sito 1000 Mics al nome utente UFOcast, e potrete trovare appunto ulteriori informazioni sempre su di noi, ma soprattutto su Corrado Malanga, sul suo sito ufficiale www.ufomachine.org. Noi ci risentiamo di nuovo venerdì 18 febbraio dalle ore 22 alle ore 24. Vi ringrazio ancora dei vostri commenti e domande. Continuate a scrivere, che a breve faremo una puntata su misura per voi, di modo da rispondere a tutti quanti. E quindi adesso, da Caruso Colzi e dalla redazione di Radio UFOcast, buona seratona a tutti.